Sono il parroco di Cividale e come padrone di casa mi sento in dovere di salutare la popolazione, i consiglieri comunali, i sindaci, le autorità istituzionali della nostra regione. È con vero piacere che la nostra comunità ha messo a disposizione questo nostro centro San Francesco per questo incontro. Ma oltre che un saluto voglio portare la voce di quelli che sono i consigli pastorali delle foranie di Cividale e di San Pietro al Natisone su queste problematiche che noi oggi ci troviamo ad affrontare. Pertanto, per essere breve, vi do lettura di quello che è stato approvato dai consigli la scorsa settimana. I consigli pastorali delle foranie di Cividale del Friuli e di San Pietro al Natisone, insieme ai loro sacerdoti, ancora una volta si sentono interpellati a far sentire la loro voce di fronte ai problemi che assillano le nostre comunità. Chi porta con sé l'odore delle pecore non può non parlare dei loro problemi, della vita e delle situazioni che vivono le genti delle nostre valli. Sappiamo infatti che, come ci insegna Papa Francesco, il nostro impegno nell'evangelizzazione non sarebbe completo se non tenesse conto del continuo appello che il Vangelo ci fa, spingendoci ad operare nella vita personale e sociale dell'uomo. Le analisi mettono in luce come i nostri paesi si spopolano. Le genti lasciano le loro case e la loro terra per scendere a valle, per trovare una vita migliore. Questo accade anche perché non viene offerta loro la possibilità di vivere dignitosamente nella propria terra. Non c'è possibilità di lavoro, le comunicazioni sono difficili, i servizi essenziali alla persona vengono svincolati dal territorio. Già nel passato, quando l'ospedale era funzionante, la Chiesa locale è intervenuta nella sua difesa. Ma nonostante questo, pian piano, con riforme e tagli, come un tarlo, si è continuato a rodere fino alle ultime proposte. Noi non vogliamo entrare in merito alle risoluzioni tecniche possibili, che con un po' di buona volontà si possono trovare, ma vogliamo ribadire alcune attenzioni. Prima di tutto vogliamo ancora una volta dire che non si può riformare la sanità regionale a prescindere dalle persone. Giustamente la legge regionale dice che la revisione del servizio sanitario tiene conto del rispetto della dignità delle persone, ma troppe volte queste affermazioni restano semplicemente tali. Le nostre valli ormai sono abitate da anziani, da persone sole che non hanno i mezzi per raggiungere i qualificati centri della città, né crediamo sia corretto e tantomeno rispettoso delle persone sradicarle dal territorio nei momenti più difficili della loro vita. L'assicurare loro le più comuni prestazioni sanitarie è segno di rispetto, di attenzione, di impegno, di una politica che mette al centro del suo servizio l'uomo. I servizi sanitari basilari devono essere offerti a tutti e tutti hanno il diritto di usufruirne. Non ci riconosciamo in una società che esclude dai servizi essenziali chi vive nei territori ai margini della nostra regione. Anzi, siamo convinti che proprio coloro che sono ultimi hanno il diritto di una maggiore considerazione. L'economia, con la relativa crisi dei tempi nostri, non può essere l'unica norma che deve seguire nel processo di una riqualificazione dei servizi sanitari, perché se ciò avvenisse non avremmo un'economia a servizio dell'uomo, ma un'economia dell'esclusione e della iniquità, come dice nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco. I limiti della sostenibilità economica devono essere superati quando si vuole veramente sostenere la presenza del cittadino nel proprio contesto di vita. Il nostro intervento non è mosso da campanilismi né da interessi di altro genere, ma dal desiderio di dare concrete risposte alla nostra gente e dalla ricerca di mettere un piccolo argine allo spopolamento della nostra terra. Un presidio sanitario, come altri hanno già detto, aperto e accogliente, che dia la possibilità di affrontare in ogni ora del giorno le necessità sanitarie degli anziani o quelle impreviste, non crediamo possa essere di peso alle finanze regionali, anzi,
sarebbe un filtro importante per i grossi centri ospedalieri che hanno difficoltà a rispondere tempestivamente alle richieste della gente. Ci auguriamo che le sfide culturali ed economiche che il nostro tempo ci pone possano essere un'occasione per un nuovo umanesimo che ponga al centro la preoccupazione per lo sviluppo e la crescita integrale di ogni persona della nostra società. Chiedo scusa e vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon lavoro. Buonasera a tutti, diamo inizio ai lavori di questa assemblea dei consigli comunali dell'ambito distrettuale del Cividalese. Dopo aver ascoltato il saluto e le parole di Monsignor Livio, che ringrazio per la disponibilità che ha voluto accordarci mettendoci a disposizione questa bella proprietà. Nell'ambito di questa iniziativa abbiamo deciso di invitare evidentemente al tavolo di presidenza coloro i quali saranno chiamati nelle prossime settimane ad esprimersi con il loro lavoro nell'ambito del Consiglio regionale rispetto a una legge di riordino del nostro sistema sanitario che tanto in questi mesi, in queste settimane ha fatto discutere nell'ambito delle nostre comunità. Mi sono fatto promotore di questa iniziativa condivisa da tutti i colleghi sindaci che mi siedono accanto e che ringrazio per la loro adesione, per dare valenza istituzionale alla voce di tanti cittadini che si sono sentiti e si sentono disorientati e un po' minacciati da una legge di revisione dell'attuale sistema sanitario regionale che appunto nei prossimi giorni approderà in Consiglio regionale. Da anni, quale sindaco di Cividale, così come con tutto il Consiglio comunale di Cividale, seguo con particolare attenzione l'evoluzione della sanità cittadina nel rispetto di quelle che devono essere evidentemente i principi cardine che devono seguire l'azione di noi amministratori, e cioè la qualità e l'efficienza che deve essere garantita ai servizi erogati. Una sorta dunque di monitoraggio costante, di contrattazione continua con i diversi assessori alla sanità che si sono susseguiti nel corso di questi anni, con le competenti direzioni sanitarie piuttosto che con il distretto dell'azienda 4, per, come detto, tutelare quello che è il diritto alla salute dei miei cittadini e dei cittadini delle Valli del Natisone in particolare, che afferiscono all'ambito distrettuale del Cividalese, che consta ben di 17 comuni, del quale sono presidente. Indipendentemente dunque da chi ci fosse alla guida in questo momento, dal colore politico piuttosto che dalla giunta regionale di appartenenza, nell'ambito dell'assemblea distrettuale dei nostri comuni abbiamo sempre votato degli ordini del giorno, dei documenti a favore di quella che voleva essere appunto la tutela dei servizi che vengono erogati anche nell'ambito del nostro ospedale cittadino. Una svolta importante vi è stata qualche anno fa, quando non solo l'ospedale di Cividale è entrato a far parte di quelle che sono le competenze dell'ospedale di Udine, come una sorta di sezione staccata, ma si è compreso finalmente che era importante investire sulla nostra struttura e la Regione ha iniziato ad investire con un programma di riqualificazione della struttura ospedaliera di Cividale con importante programma. Sono stati investiti 9 milioni di euro nell'ambito del nuovo distretto che è stato aperto ed inaugurato poche settimane fa, e al tempo stesso sono stati recuperati dai bilanci della Regione con
una forte attenzione da parte appunto del territorio, ulteriori risorse che dovevano rappresentare il primo lotto di una serie di interventi appunto di riqualificazione di questa struttura. Un tanto dicevo appunto perché la direzione stessa dell'ospedale di Udine aveva valutato la nostra struttura, l'ospedale di Cividale, proprio come una risorsa utile proprio anche allo stesso ospedale centrale rispetto appunto ai servizi che potevano essere resi direttamente sul territorio. Dal 2010 ad oggi diverse sono state le riorganizzazioni che hanno inciso sull'operatività del personale assegnato alla sede di Cividale, ma nessun servizio di quelli residui è stato ridotto, è venuto a mancare, anzi è aumentata l'offerta delle prestazioni che appunto nell'ambito della nostra struttura sono state erogate. Ora basta entrare nell'ospedale per rendersi conto di una sorta di smarrimento. Ci sono appunto già dei segnali che inducono a guardare insomma con una certa attenzione all'evoluzione e alle scelte che evidentemente verranno intraprese rispetto appunto alla nostra sanità. Da qui appunto la volontà di ribadire con l'approvazione di un documento che ricalca i contenuti che già tutti i consigli comunali che sono rappresentati in questa sala quest'oggi hanno votato nell'anno 2012, quando appunto la giunta che guidava la riforma era appunto diversa, con la necessità di garantire appunto i livelli assistenziali qualitativamente uniformi nell'ambito appunto anche dei nostri territori. Detto questo, dal punto di vista tecnico, prima di aprire la discussione e gli interventi, desidero segnalare che appunto questa iniziativa nasce da un incontro che in data 28 luglio si è tenuto nel municipio di Cividale, dove appunto avevo invitato tutti i colleghi sindaci per valutare che tipo di iniziativa avremmo potuto intraprendere per far sì appunto che si potesse esprimere una voce unitaria di questo nostro territorio, come appunto è avvenuto sempre in questi anni, e pertanto si è condiviso e deciso appunto all'unanimità di addivenire alla convocazione di questa assemblea dei consigli comunali. In quell'occasione 20 sindaci avevano dato la loro approvazione e quindi ci eravamo spostati anche oltre il nostro distretto, anche nell'ambito di quello che era l'ex mandamento di Cividale. Nelle scorse giornate 3 di questi sindaci hanno deciso di appoggiare l'iniziativa con un documento che è stato allegato agli atti del Consiglio e che vuole appunto esprimere solidarietà alle istanze che evidentemente abbiamo voluto rappresentare nell'ambito dell'ordine del giorno, e appunto quest'oggi 15 dei 17 comuni hanno deciso di partecipare anche a questa seduta con il loro gonfalone. In questa occasione, nell'occasione appunto del 28 di luglio scorso, i sindaci hanno segnalato l'opportunità che appunto a questa assemblea partecipassero anche i consiglieri regionali del territorio, che sono stati invitati e che appunto siedono al tavolo di presidenza, appunto per che possano esprimersi rispetto al loro impegno nell'ambito appunto del nostro territorio e delle richieste che andiamo ad avanzare. Oltre a questo è stata rappresentata e condivisa l'opportunità che a questa riunione partecipassero anche i sindaci dei comuni sloveni, con i quali già sono attive delle proficue collaborazioni in altri ambiti, che ci legano appunto a relazioni che guardano appunto alla cultura piuttosto che al turismo, e quindi ringrazio per la loro partecipazione il sindaco di Bovec, di Tolmino e di Caporetto, che hanno appunto deciso di partecipare, oltre al prefetto Liccar, e che nell'ambito dei lavori appunto interverranno nella discussione. Ringrazio la Presidente Serracchiani e l'assessore Telesca, che
hanno deciso di intervenire e che quindi daranno a tutti noi la visione rispetto a questa legge di riforma, e mi auguro appunto le rassicurazioni che nell'ambito di questa assemblea i consiglieri comunali e i sindaci stanno appunto ricercando. Ringrazio e saluto quanti hanno accolto il nostro invito. Ci sono, oltre ai consiglieri comunali, numerosi ospiti accreditati che avrebbero anche voluto intervenire al dibattito, ma per ragioni di carattere prettamente organizzativo abbiamo ritenuto appunto di riservare al tavolo di presidenza gli interventi, e quindi ringrazio e saluto per la sua presenza il Presidente della Provincia di Udine, l'onorevole Pietro Fontanini, i consiglieri provinciali che lo accompagnano, i sindaci dei comuni diciamo limitrofi e dei sindaci colpiti anche loro dalla riforma che evidentemente nel corso degli anni è intervenuta anche rispetto a quelle che sono le strutture del cosiddetto ex articolo 21 della legge Fasola, e tutte le autorità che appunto sono convenute qui con noi. Come i consiglieri comunali intervenuti sanno, vi è stata la possibilità per ciascuno di loro di intervenire attraverso l'invio di un contributo scritto che è stato allegato agli documenti del Consiglio, e che evidentemente rientrerà nella disponibilità del pacchetto che accompagna l'ordine del giorno, che si comporrà evidentemente degli interventi di ciascuno di noi, oltre che degli allegati che sono appunto rappresentati dai contributi che ciascuno di voi ci ha fatto pervenire anche nelle ultime ore, e vi è evidentemente ancora tempo per fascicolare qualora qualcuno non sia ancora riuscito a trasmetterli. Detto questo, io apro i lavori e in questo senso do la parola ai consiglieri regionali dapprima, per poi dovrò verificare anche il tempo perché il sindaco di Tolmino in particolare alle ore 19 dovrà lasciarci, e quindi successivamente daremo la parola a lui per poi continuare con i lavori che riguardano appunto la votazione dell'ordine del giorno che vi è stato appunto trasmesso. Passo la parola dunque. Chi vuole rompere il ghiaccio? Facciamo consigliere Pustetto, va bene, prego. Sentite? Ecco. Grazie signor Sindaco, ringrazio anche tutti i convenuti. Io inizierò a dire, per chi non mi conosce, io sono un medico, ho fatto 35 anni negli ospedali grandi e piccoli, non esercito da 6 anni e quindi non sto difendendo la categoria medica. È il mio secondo mandato di consigliere regionale, non mi ricandiderò, non farò più attività politica e quindi non vengo in questo momento a sollecitare facili consensi o a ricercare voti. Dico questo perché io sono uno dei pochi che non condivide alcune scelte di questa riforma regionale e quindi mi sarebbe stato facile con queste premesse seguire quella che era la corrente. Purtroppo per abitudine di vita non ho mai perseguito interessi personali di carriera, non è stata semplice, ho avuto qualche problemino coi primari, ma insomma credo che si debba sempre seguire quello che è la propria coscienza, il proprio sentire. Allora, che cosa avevo proposto io per Cividale e perché non condivido quello che si presume per Cividale? Io avevo proposto che per Cividale si potenziasse quello che è restato di Cividale. Cividale non si può definire proprio un ospedale, però ha una funzione sul territorio particolarmente importante, non solo per le valli, ma perché funge da filtro a Udine. Quindi a Cividale attualmente c'è una medicina, c'è un RSA, c'è una riabilitazione, c'è un pronto soccorso, c'è una radiologia ridotta al lumicino, insomma ci sono alcune funzioni. C'è una dei Sargeri che è lasciata
alla scelta dei primari di Udine. Io chiedevo un potenziamento di queste funzioni facendo diventare una disargine aziendale. Perché? Perché nessun progetto industriale si regge su poche cose, deve avere un insieme, una dimensione tale da. Detto questo, quello che verrà fatto, non subito, a Cividale è che resterà solo distretto. Il processo quindi sarà graduale, quello che c'è resta, ma gradualmente verrà depauperato affidando tutti i medici in medicina generale. Allora la prima considerazione è che un depauperamento un po' alla volta è disastroso per tutti, per chi ci lavora e per i pazienti. Tanto è vero che io ho sempre detto, chi mi conosce lo sa, è meglio chiudere tout court drasticamente piuttosto che una lunga agonia e trasformazione che secondo me non porta da nessuna parte. Mi è stato detto che la medicina in Cividale ricovera, i numeri sono 1100, ma di questi 1050, ma di questi 1000 qualcosa solo un 350 avrebbero motivo di ricovero. Allora a questo punto io credo che una chiusura tout court non dovrebbe gravare su Udine per niente. C'è un'altra cosa che io non trovo, permettetemi, un falso problema. Quando si parla di medicina transfrontaliera, noi possiamo parlare di medicina transfrontaliera nel momento in cui abbiamo qualcosa da offrire ai nostri amici sloveni. Se noi gli offriamo dei medici di medicina generale, li hanno anche loro. Se gli offriamo degli ambulatori, li hanno anche loro. O noi gli offriamo un qualcosina di più serio, oppure, secondo me, è una presa in giro. Questo è quello che penso. Allora, dopo queste mie, esternazioni, con piacere ho trovato che un regolamento, quello su cui si basa quello che è l'accordo Stato-Regione, evidenziava quelle che erano le caratteristiche degli ospedali in periferia, cioè nelle zone disagiate, che parla proprio di un reparto di medicina di 20 letti, di una dei SARGIS, eccetera. Quindi questa esperienza che io riproponevo, che ho ritrovato in un documento del Ministero del 21 luglio di quest'anno, quindi recente, e che peraltro è stato riproposto nella Regione Lombardia con le stesse caratteristiche, dicendo che gli ospedali periferici possono essere trasformati in queste figure intermedie, per ora non è stato accolto. Ora, il problema qual è? Il problema è che io sono uno dei pochi che ha questa posizione e che quindi risulta minoritaria all'interno della maggioranza. Io credo che gli effetti di questa riforma, così come impostata, li vedremo a distanza, però in questo periodo credo che avremo grossissimi problemi, perché i medici di medicina generale, secondo me, nell'ambito civilese hanno operato bene e quindi se hanno ricoverato 1000 persone, io mi chiedo dove andranno queste 1000 persone. O compreranno casa e si faranno una piccola medicazione, oppure noi pensiamo di ricreare una casa di riposo, perché tutto sommato i medici di medicina generale fanno già quest'opera nelle case di riposo, dove vengono messi dei pazienti cronici con delle riacutizzazioni e che loro seguono. La domanda è: noi vogliamo un qualcosina di più o facciamo altri 30 posti di ospizio? Questa è la domanda ed è il motivo per cui io sono contrario all'articolo 34 così come formulato. Grazie. Allora, prima di passare la parola al consigliere Novelli, segnalo, mi sono dimenticato di dirlo prima, che la seduta è videoregistrata e viene trasmessa in differita nell'ambito delle postazioni che sono state assicurate al pubblico, che evidentemente non poteva entrare in sala, viste appunto le numerose persone che sono accorse, e quindi appunto anche nell'ambito del centro San Francesco vi sono altre sale che sono state destinate all'ascolto e a quanti appunto volevano partecipare comunque ai lavori di questa assemblea. Passo la parola al consigliere Novelli. Segnalo anche ai relatori che il tempo appunto che abbiamo fissato per ciascuno si prega appunto non vada a superare gli 8 minuti. Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Io vorrei iniziare il mio breve intervento augurandomi che quanto verrà detto e anche votato in questo
Consiglio straordinario aperto abbia la giusta valutazione da parte della Presidente Serracchiani e dell'assessore Telesca, perché vedete non c'è sempre e solo la tecnica, ma c'è anche la politica, e la politica è quell'attività che riesce anche a decodificare quelli che sono le esigenze e i bisogni delle persone e cerca in qualche modo di andargli incontro. È chiaro che qui i sindaci probabilmente diranno molto meglio di me quali sono le condizioni in cui una certa area del nostro territorio si trova, lo ha già accennato Monsignore, e un'ulteriore perdita di servizi, soprattutto in ambito sanitario, seppur compensati dai servizi territoriali che nel corso del tempo dovrebbero essere potenziati, sarebbe per tutto questo territorio veramente una disgrazia. Quando si parla dell'ospedale di Cividale, evidentemente si parla di una struttura che nel corso di ormai un ventennio sta subendo costantemente un certo depotenziamento che si è riusciti anche a arginare grazie, lo dico, lo vedo seduto in fondo, all'iniziale lavoro del sindaco Vuga, che con grande caparbietà riuscì non molti anni fa a fare in modo che l'ospedale di Cividale entrasse nella struttura ospedaliera dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Udine. Bene, in questo momento noi stiamo parlando di una sanità che anche per normative nazionali nel corso del 2015 credo perderà qualcosa come circa 300 posti letto in ambito ospedaliero regionale. Bene, il fatto stesso di perdere 300 posti letto e di considerare che il tasso di ospedalizzazione, che comunque la nostra regione, come dire, in qualche modo non vede molto alto, voglio anche ricordare una cosa banale, che ci sono degli altri paesi che hanno tassi di ospedalizzazione molto alti. Ad esempio, questo è il rapporto OSI sulla sanità 2013, parla di un 7,7 dell'Austria, di un 6,4 della Francia, di un 8,3 della Germania e di un 3,4 dell'Italia. Allora, alla luce di tutto questo, voglio soltanto così porre l'attenzione sul fatto che perdere 300 posti letto in ospedale significherà o che non ci sono più i malati acuti, oppure che questi malati acuti verranno trasferiti sul territorio, che con molta probabilità, vista la struttura della riforma sanitaria che si esplicherà nell'arco di anni, non troveranno accoglienza o troveranno delle grosse difficoltà ad essere curati così come la riforma si auspica. È certo che il nostro ospedale attende ancora delle risposte su domande che sono state fatte più volte, ad esempio su come verranno utilizzati quei 6 milioni di euro che sarebbero dovuti servire per realizzare la nuova struttura. In origine erano di più, ma poi sono diventati 6 milioni di euro e avrebbero dovuto, per problemi di struttura, antisismicità, eccetera, costruire la nuova struttura mettendosi all'interno tutta una serie di servizi. Bene, questi 6 milioni di euro ancora, salvo a parole, non sappiamo se verranno utilizzati e come per la sanità cividalese. Anche questa è una risposta che noi gradiremmo avere e certificare, vedere certificata definitivamente, perché non credo che nessuno di noi, sindaci compresi, voglia derogare alle richieste che questo territorio, che è ampio e articolato e difficoltoso, in questo momento sta ponendo al Presidente della Regione e all'assessore Serracchiani. Il consigliere Pustetto ha parlato di questo regolamento che sostanzialmente dice che nelle aree disagiate c'è la possibilità, e quindi qui entra in gioco la politica, c'è la possibilità di fare in modo che i presidi ospedalieri eroghino determinati servizi, e sono i servizi che l'ospedale di Cividale già eroga e che potrebbero anche essere potenziati. Allora io credo che non semplicemente si possa ridurre il tutto
ad una considerazione. Noi stiamo portando avanti una riforma che con gli anni potenzierà l'assistenza territoriale con tutte queste forme di aggregazione, ma che comunque depotenzierà l'effetto ospedale, che certamente non ha più senso di essere come fu un tempo, ma che è irta di difficoltà, per cui noi rischiamo di trovarci fra qualche anno con la sanità ospedaliera, quel residuo che noi avevamo e che comunque funziona e potrebbe anche funzionare meglio, depauperato, con un territorio che non è riuscito ancora a entrare a regime. E quindi questo è un rischio che noi non possiamo accettare e con forza credo sia giusto chiedere alla maggioranza regionale che faccia davvero delle riflessioni serie ed importanti sul fatto che un piccolo investimento economico, ed è davvero un piccolo investimento economico, per non depauperare questo tipo di sanità ospedaliera, vada fatto. Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma il tempo è contingentato. Mi è capitato di leggere una cosa che mi ha, come dire, incuriosito e rincuorato, come poi ce ne saranno tante altre che hanno indirizzo contrario. Ma in una intervista alla Stampa del 9 dicembre 2013, il governatore toscano Enrico Rossi a domanda: ma molti medici ed esperti di gestione sanitaria dicono che sono, si riferisce ai piccoli ospedali, pericolosi perché i medici vedono pochi pazienti e non hanno dotazioni adeguate. La sua risposta, stiamo parlando della Toscana, terra anche del Presidente del Consiglio: ci sono piccoli ospedali che lavorano bene e offrono servizi importanti a chi vive in zone difficili. Certo, devono avere almeno dei requisiti minimi, come offrire visite specialistiche, interventi chirurgici programmati, avere una dotazione di diagnostica strumentale di base e soprattutto lavorare in rete con gli ospedali più grandi, come abbiamo fatto nella nostra regione. L'Astra e TAC, fatte nei piccoli nosocomi, ad esempio, viaggiano su una rete telematica verso gli ospedali più grandi dove ci sono competenze, bla 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 bla. Questa è una parte dove naturalmente io leggo e che va ad adiuvandum, sia ben chiaro, rispetto a quanto ho detto sino ad ora e non in sostituzione. Grazie. Allora passo ora la parola al sindaco di Tolmino, Uroš Brežan. Grazie. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Župan Stefano Baloh, predsednica Furlanije Julijske krajine Deborah Seracchiani, kolegi župani in vsi izbrani. Pozdravljam vas v imenu občin Kobarid, Bovec in Tolmin, županov Darje Hauptmann, župana Siniše Grmovška in načelnika upravne enote Tolmin Zdravka Likarja. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente Seracchiani, buongiorno signor Sindaco Balloch. Porto il saluto a nome dei comuni di Bovec, Kobarid, Tolmin e della unità amministrativa di Tolmino, Sindaco di Bovec Siniša Grmovšek, Sindaco di Kobarid Darja Hauptmann e Prefetto di Tolmino Zdravko Likar. Pri nas dobro poznamo problematiko reorganizacij javnih služb na podeželju. Predvsem v zadnjih 15 letih smo tako v Posočju izgubili približno 30 delovnih mest, medtem ko se je javni sektor v Sloveniji okrepil in rastel. Conosco molto bene la problematica della riorganizzazione del settore pubblico e degli enti pubblici sul territorio. In particolare negli ultimi 15 anni nell'Alto Isonzo abbiamo perso 30 posti di lavoro nel settore pubblico, con un aumento degli stessi nell'area centrale di Ljubljana Capitale. V tem trenutku lahko rečem, da sočustvujemo s Čedadom in z vsem območjem, ker zelo dobro poznamo težave, s katerimi se sooča v tem trenutku. Želimo, da se zgodba s Čedajsko bolnišnico konča dobro. In
In questo momento ci sentiamo vicino veramente a Cividale e a tutto il territorio e desideriamo che la questione dell'ospedale si concluda il meglio possibile. S Čedadom in občinami iz Nadiških dolin zelo dobro in konkretno sodelujemo že več let. Omenjam lahko projekte na področju turizma. Eden je Bimobis, ki s kolesarskimi potmi povezuje območje Posočja z Nadiškimi dolinami in Brdi. Con il comune di Cividale e con i comuni delle valli del Natisone, i comuni dell'Alto Isonzo da parecchi anni collaborano concretamente. A titolo esemplificativo porto l'esempio del progetto Bimobis, il collegamento ciclistico tra la Valle dell'Isonzo, le valli del Natisone, Cividale e il Kogljo. Na področju zdravstva pa verjamem, da vsi poznate projekt med Furlanijo Julijsko krajino in Šempetrsko bolnišnico. Prejšnji teden se je tam rodila prva Goričanka. Per il settore sanità, il progetto transfrontaliero Regione Friuli Venezia Giulia e ospedale di St. Peter è con buone prospettive. La scorsa settimana è nata la prima bambina goriziana proprio all'ospedale di St. Peter. Ne vidimo ver, da bi podobno čezmejno sodelovanje ne bi bilo mogoče tudi v primeru bolnice v Čedadu. Pri nas in v Evropski uniji že nekaj časa velja pravilo, da pacient lahko sam izbere bolnišnico ne glede na državno mejo. Non vedo impedimenti che questa collaborazione transfrontaliera si attivi e concretizzi anche a Cividale. Da noi e nell'Unione Europea intera già da tempo vale la regola che i pazienti individualmente scelgano la struttura sanitaria presso cui rivolgersi, senza guardare al confine di Stato. Upam, da ne bo preveč predrzno, če z tega mesta predlagam, da dežela Furlanija Julijska krajina, podobno kot v primeru Šempetrske bolnišnice, poskuša rešiti težavo tudi v Čedadu. Spero che non sia troppo, ma da questo posto mi sento di proporre che la Regione Friuli Venezia Giulia, come per il progetto di St. Peter, provi a risolvere la situazione anche dell'ospedale di Cividale. Srečno, in bocca al lupo. Salute e in bocca al lupo. Ringrazio il Sindaco Bresan per il suo intervento e passo la parola al consigliere regionale Sciaurli. Ho apprezzato molto l'invito e l'iniziativa, ho apprezzato anche la sincerità del collega di maggioranza, del consigliere Pustetto. Ovviamente se dovessi stare nello stesso registro oratorio dovrei dire che a me sarebbe convinto, sarebbe assolutamente stato opportuno e conveniente fare il paladino del territorio, sapendo che magari avendo una visione critica o comunque diversificata rispetto alla mia maggioranza, alla Presidente e all'assessore, diverse pagine di giornali mi sarei guadagnato immediatamente. Credo che non sia questo ovviamente però l'obiettivo della riunione di stasera, credo che però la riforma vada sicuramente analizzata per quanto porta e per quanto fa ricadere a Cividale, ma non può non essere analizzata nel suo complesso per capire le esigenze. Allora noi non possiamo dimenticarci che abbiamo 17 presidi ospedalieri in una regione di 1.200.000 abitanti. Dovremmo metterlo magari all'inizio dei nostri discorsi e delle nostre considerazioni. E dovremmo anche evitare di non analizzare la riforma nel suo complesso per evitare ciò che magari non si dice nelle riunioni pubbliche,
ma ognuno di noi in queste settimane ha sentito e ha provato sulla propria pelle, e quindi che Palmanova è meglio di Latisana, che Tolmezzo è meglio di Gemona, che magari Cividale ha già dato. Credo che questo non ci farebbe fare grandi passi in avanti e non ci farebbe fare neanche grandi passi in avanti pensare, giustamente come ha detto il consigliere Pustetto, esclusivamente al proprio consenso personale, perché qualcuno le responsabilità in questo Paese prima o dopo dovrà prendersele. Non è un caso che se da 20 anni, e non solo nel settore sociale, le riforme in questa regione non sono state fatte. E come vedete non cito una maggioranza politica, cito un periodo storico. Noi abbiamo bisogno di fare delle riforme e anche di una politica che finalmente decide, che smette di decidere di non decidere, perché la riforma irta, perché ci sono molti dubbi, perché forse gli operatori non sono d'accordo. Guardate, credo che sia una delle grandi ragioni per cui c'è stata una grandissima perdita di credibilità della classe politica amministrativa, non solo in questa regione, ma in tutto il Paese. Allora, questo cosa significa? Virare verso il decisionismo spinto? Decidere solo per decidere? No, credo di no, se si ha il coraggio e di assumersi la responsabilità di disegnare e tratteggiare un futuro. Guardate, io sono convinto, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, che questa riforma sanitaria renderà non meno costoso, ma più efficiente il sistema sanitario regionale. I bisogni di salute dei nostri cittadini sono profondamente cambiati in 20 anni. Noi abbiamo ancora un sistema sanitario che investe circa il 70% della sua disponibilità sui presidi ospedalieri e sulle acuzie, mentre i bisogni di salute, le domande di salute del 70%, l'esatto contrario vi faccio notare, dei nostri cittadini sono sulla cronicità, sulla domiciliarità, sull'invecchiamento precoce e sull'invecchiamento di tutta la nostra popolazione. Dovremmo cominciare a avere anche la responsabilità, di dire che dobbiamo non tagliare risorse alla sanità, ma riallocarle e spenderle meglio. Questo significa spostare risorse dai presidi in senso stretto al territorio. Allora, guardate, io so benissimo che l'anziano a cui magari manca l'assistenza domiciliare fa fatica a farsi sentire, a fare delle sue difficoltà una voce collettiva. Ma gli infermieri di comunità che hanno già ormai una storia lunghissima in Toscana, forse hanno la stessa identica importanza degli infermieri ospedalieri ormai per i bisogni dei nostri cittadini. Quelle che ricordavi tu, consigliere e collega Novelli, che sono le case della salute, sono quello che noi pensiamo per parte del territorio, che non significa chiudere presidi, ma ridisegnare le risposte di salute sul territorio. Nessuno, nella legge non troverai mai che c'è scritto che chiuderemo il presidio di Cividale, ma che intendiamo modificare le risposte di salute che lì vi vengono erogate. Allora, questo serve secondo me a livello regionale e per tutto il territorio, perché guardate, riallocare risorse sul territorio significa anche più odontoiatria pubblica, più vicinanza ai nostri anziani, migliore assistenza domiciliare. Guardate che tutti i piani di zona che avete fatto in tutti gli ambiti socio-assistenziali di questa regione, il primo bisogno e la prima richiesta dei cittadini è la domiciliarità, poter rimanere il più possibile a casa loro, rimanere nelle proprie abitazioni e trovare i servizi di prossimità. E credo che possa dare delle risposte migliori anche per Cividale. Senza entrare sullo specifico, forse lo faranno poi gli assessori, l'assessore e la Presidente. Io credo che ad esempio un'ambulanza notturna nelle valli del Natisone forse possa valere tanto quanto il pronto soccorso aperto 24 ore. Anzi, possa essere addirittura più efficiente, perché ormai se uno ha dei segnali di una gravità tale non si ferma neanche più a Cividale e comunque si dirige al pronto soccorso di Udine.
così come fanno territori di questo ambito socioassistenziale che già si dirigono a Palmanova e a Udine. Allora, io credo che queste siano sfide che dobbiamo affrontare, come quella della sanità transfrontaliera, che io sono disponibile ad approfondire, tant'è che c'è già un emendamento pronto in tal senso, a mia firma proprio sulla sanità transfrontaliera. Ma anche qui, con massima sincerità, specializzando il presidio ospedaliero di Cividale, perché ovviamente deve essere attrattivo per una complementarietà con i nostri vicini di confine, perché è attrattivo l'ospedale di Champeter perché ha un'ottima chirurgia della mano e degli arti, così come può essere attrattivo l'ospedale di Gorizia. Allora io dico che specializzare l'ospedale di Cividale non è depotenziarlo. Specializzare l'ospedale di Cividale è ritornare a dargli centralità. E quando dico questo, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, non solo per le valli del Natisone, ma probabilmente per l'intero territorio del Friuli. Io ho una mia opinione sulla specializzazione, ne discuteremo, ma noi dobbiamo riuscire a rilanciare quell'ospedale. Difendere lo status quo credo che sarebbe irresponsabile in questo momento. Sarebbe semplicemente una lenta agonia che non meritano né i cittadini né il nosocomio. Noi dobbiamo rilanciare la nostra idea della salute, che attenzione non significa, come ha chiesto il vostro sindaco, e su questo sono d'accordo, rinunciare a progressività degli interventi e garanzie, ma significa un minimo traguardare il futuro e le scelte che vogliamo raggiungere. Perché guardate, permettetemi di dire questo, lo dico con fatica, perché anch'io vengo da questi territori. Questi territori si sono spopolati quando avevano gli ospedali e le scuole in ogni comune. Si sono spopolati quando avevano le parrocchie in ogni frazione. Si sono spopolati perché c'è una dimensione socio-economica da affrontare. E io sono contento che finalmente Cividale riconosca l'importanza delle valli del Natisone. Spero che continui a riconoscerla anche in futuro nei progetti di sviluppo di quest'area, sia turistico che economica. Però quei territori hanno bisogno di servizi e sono fondamentali, ma hanno bisogno di un progetto di rilancio. E io dalla politica penso che debba venire sia la garanzia dei servizi che un progetto di rilancio per questi territori, anche dal punto di vista economico e delle potenzialità dello sviluppo. Sono convinto, come ho già detto, che alcune declinazioni concrete dello spostamento di risorse da presidio a territorio forse non siano state percepite o spiegate bene ai cittadini. Perché trovare lì i primi bisogni di salute nel proprio presidio non significa depotenziarlo. Trovare lì i medici di base, anche qui, io capisco che c'è una sfiducia, sento i medici ospedalieri che hanno sfiducia nei medici di base, poi i medici di base che hanno sfiducia nei medici ospedalieri. La riforma dobbiamo farlo però con gli operatori. E non possiamo dire, visto che i medici di base non ci convincono, non possiamo coinvolgerli nella riforma. È il contrario. Il coraggio di decidere significa coinvolgerli in un percorso di rilancio. E significa che loro devono cominciare... Scusate, finisco. E ovviamente devono ricominciare a fare quello per cui sono stati chiamati, a fare anche i piccoli interventi che una volta facevano nelle nostre comunità. Allora, io quello che chiedo a voi sindaci, ai cittadini, al sindaco di Cividale, è di stare con noi in una sfida per il rilancio di questo presidio, non di difendere lo status quo. Io sono convinto, e lo ribadisco, che se noi siamo in grado di pensare a un futuro per quel presidio, non facciamo o non lo depotenziamo, gli diamo finalmente di nuovo centralità. Personalmente credo in questo progetto e credo, non ho letto in nessuna parte della riforma e in nessun articolo della riforma che nessun presidio viene chiuso, ma soprattutto questa riforma io credo che non la facciamo per risparmiare, ma per riallocare risorse e per rispondere ai nuovi bisogni di salute dei cittadini. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, sarò criticato dopo e me lo meriterò, ma sono convinto che se ci crediamo insieme questa sanità nei prossimi mesi sarà migliore di quella che abbiamo visto finora.
Ringrazio il consigliere Sciaurli e passo la parola all'assessore Telesca. Prego. Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Grazie, anch'io ringrazio di questa opportunità, anche perché nonostante sia un anno che parliamo di questa riforma e che cerchiamo di spiegare qual è lo spirito vero, ho la sensazione a volte che non riusciamo a farci capire. Perché a volte ho anche la sensazione, quando sento alcune affermazioni, che forse non si sia letta questa riforma. Sono mesi che sentiamo dire difendiamo il nostro ospedale, guai a chiudere il nostro ospedale. Ma dove abbiamo scritto che chiudiamo l'ospedale? Ma non è semplicemente, non vengo qui a dire non chiudiamo l'ospedale di Cividale perché anch'io, per motivi diversi dal consigliere Pustetto, non sono qui a fare questa riforma perché cerco un consenso, e sono qui, credo, per aver accettato di prestare un servizio, per fare qualcosa di buono per la nostra comunità. Noi non abbiamo mai detto, forse proprio, ma non lo diciamo, non chiudiamo l'ospedale di Cividale, no, non chiudiamo niente, non tagliamo niente, ma vogliamo riorganizzare la nostra sanità per fare le cose che servono ai nostri cittadini. In quella riforma ci sono scritte tante cose, ma io mi voglio richiamare all'apertura fatta prima da Monsignor Livio Carlino, perché ha detto delle cose che sono quelle che mi hanno colpito, perché sono quelle che secondo me sono dentro la riforma. Pensiamo alle persone sole senza mezzi. Dobbiamo avere il rispetto delle persone, dobbiamo dare i servizi sanitari basilari, perché questo stiamo cercando di fare con questa riforma. Pensare di far passare un messaggio per cui nel momento in cui si va a fare un cambiamento grande, sicuramente un grande cambiamento, si va a fare del male alla nostra gente, è sbagliato. È talmente sbagliato che credo, e qui ci sono dei sindaci presenti, ma io richiamo all'incontro che abbiamo fatto di presentazione della riforma con il Consiglio per le autonomie locali, dove i sindaci quasi all'unanimità, a parte 3 astensioni, e anche i sindaci di questa zona hanno votato a favore. E io alla fine di quell'incontro ho detto, a questo punto prendo questo voto, che il Presidente del CAL ha detto sembra quasi persino eccessivo, un plebiscito quasi eccessivo, e io l'ho tradotto così: i sindaci hanno compreso che stiamo facendo qualcosa per i territori. Dire che noi mettiamo mano alla sanità non vuol dire che chiudiamo servizi, vuol dire che vogliamo migliorare i servizi. E veniamo all'ospedale di Cividale. Premesso che quando mi si dice non dovete chiudere l'ospedale di Cividale, non so, mi sento, perché non so dove noi abbiamo detto che chiudiamo l'ospedale di Cividale. Però è vero che vogliamo cambiare, questo sì, non ci stiamo nascondendo. Come vogliamo cambiare? Prima il sindaco Ballock ha ricordato che è stata una grande conquista rendere l'ospedale Cividale una sede dell'ospedale udinese, dell'ospedale di Udine. Io chiedo qui a tutti, ma ci vogliamo accontentare di essere una sede staccata dell'ospedale di Cividale? Così come dice il consigliere Pustetto, non sappiamo mai qual è la vera identità di questa struttura. Ecco, invece io credo che con questa riforma noi diamo un'identità vera di servizi sanitari a questa struttura. Fermo restando che rimane sicuramente all'interno di un'azienda, i nuovi enti, partiamo dai nuovi enti senza pensare a Cividale, uno dei pilastri della riforma è proprio questi nuovi enti dove ospedale e territorio sono qualcosa di integrato, non sono 2 mondi separati. Anche noi siamo abituati a pensare agli ospedali da una parte e poi dall'altra parte c'è il distretto sanitario, eccetera, eccetera. Sono un mondo unico, un mondo integrato. Abbiamo già esperienza in questa regione, oggi siamo andate con la Presidente a visitarne una a Sacile, dove c'è un'esperienza di forte integrazione, non ancora completa, che vuol dire che l'ospedale non se ne va, che la parte ospedaliera non se ne va, ma si deve integrare con tutti i servizi territoriali. Per chi? Per il cittadino. Perché oggi quei cittadini, la maggior parte di quei cittadini non ci chiede di avere cardiochirurgia dappertutto, non ci chiede di avere reparti di chirurgia dappertutto, perché è vero che può apparire preoccupante il taglio di 300 posti letto per acuti, però quei 300 posti letto, consigliere Novelli, molto spesso nella nostra regione parliamo di posti letto, noi per esempio abbiamo posti letto nelle pediatrie occupati con un bambino al giorno, ma noi paghiamo un servizio, in alcuni ospedali, quindi non stiamo parlando di Cividale, paghiamo servizi per ricoverare 10-15 bambini al giorno e il servizio lo devo comunque garantire. Paghiamo chirurgie, degenze di chirurgie occupate al 50%. Se vogliamo continuare così, diciamocelo, allora sì, non siamo d'accordo. Ma noi quei posti letto per acuti lì non ci preoccupiamo di cancellarli da subito.
Non cancelleremo sicuramente posti letto per acuti oggi, se non quelli che invece servono, perché ancora non è stato costruito il servizio territoriale, l'assistenza territoriale come l'abbiamo immaginata nella nostra riforma. Perché quella riforma lì non è solo il disegno di domani mattina, è il disegno dei prossimi 10 anni. Allora è evidente che c'è una parola importante, devo dire che su questo ci siamo anche confrontati anche col consigliere Pustetto, che non condivide alcune cose, però abbiamo adottato un termine, gradualità. Quando si trasforma qualcosa, avendo un disegno grande, importante, perché per noi vogliamo migliorarla, perché lasciamo stare i tagli, è vero, le risorse per la sanità, probabilmente, come vedete anche a livello nazionale, non è che devono calare, il problema è che devono essere usate bene, perché non ce ne saranno in aumento. Il trend non sarà in progressivo aumento, allora quelle che abbiamo non le dobbiamo tagliare, le dobbiamo usare bene. E allora dicevo, abbiamo fatto un disegno futuro, ci arriveremo passo dopo passo, ci arriveremo con gradualità. L'ospedale di Cividale, che cosa abbiamo detto dell'ospedale di Cividale? Rimane sicuramente all'interno di questa azienda unica, dove dentro c'è l'ospedale grande, l'ospedale di Udine, e alcune funzioni di supporto all'ospedale di Udine le continuerà a dare. Quali sono i problemi? Ci sono i posti letto di medicina oggi? Noi non smantelliamo quei posti letto, noi abbiamo bisogno che quei posti letto siano collegati con l'ospedale, via via gradualmente entreranno nella struttura ospedaliera anche la medicina di famiglia, in alcuni posti è pronta, in altri lo è di meno, certamente in alcuni posti ci vuole il tempo. Insieme la medicina di famiglia con la medicina ospedaliera, la medicina internistica dovrà gestire questi reparti via via, alleggerendo sempre di più, perché la tipologia di quei pazienti lì è una tipologia di pazienti che non sono in fase gravemente acuta, perché se fossero in fase gravemente acuta non potrebbero comunque stare in questo ospedale, dovrebbero stare in un ospedale che è organizzato con la rianimazione, eccetera, eccetera. Negli ospedali per acuti, quelli ad alta specialità, la gente ci deve stare il meno possibile. Poi tutti i cittadini della zona, se sono ricoverati in grave fase acuta a Udine, poi devono tornare il prima possibile vicino a casa. In questo caso la zona del Cividalese ha dei letti di degenza che possono avere questa utilità. Quello che sta già succedendo oggi. Chirurgia, dei sargeri. Abbiamo detto, supporto all'ospedale può continuare a esistere finché ovviamente serve, ma credo che probabilmente si protrarrà nel tempo. La chirurgia dei sargeri, molti operatori sanno che gran parte via via sarà riconvertita in chirurgia ambulatoriale, perché questo oggi ci dice la medicina, no? La cataratta che fino a poco tempo fa era dei sargeri ora diventa ambulatoriale. E quindi, ferme restando queste cose, guardiamo però un po' anche al di là. Che cosa vogliamo fare? Perché deve avere un'altra identità, non solo quella del reparto di medicina e della chirurgia ambulatoriale dei sargeri o il pronto soccorso? Facciamo il ragionamento sul pronto soccorso. Punto di primo intervento, 12 ore, 24 ore. Anche lì abbiamo detto gradualmente, quando sarà chiara la rete dell'emergenza, quando i cittadini, perché noi se c'è una cosa che non vogliamo è che si spaventino i cittadini. Noi vogliamo dare garanzie di sicurezza ai cittadini quando vedranno come garantita comunque l'emergenza e capiranno che non c'è il problema della sicurezza, che sono i mezzi che ci trasportano nel posto più vicino, ma non può essere solo il posto più vicino, ma anche il posto dove quel problema può essere trattato. A volte dirottare in altri posti un problema può diventare pericoloso per i cittadini. Noi stiamo lavorando anche sulla rete di emergenza regionale e su questo ragioneremo sul pronto soccorso. Anche lì non diciamo ai cittadini, alle persone che vengono e che girano in ospedale, fra un po' qua chiuderanno tutto, chiuderanno il pronto soccorso di notte per cui faremo morire magari la gente per la strada. Non è vero perché chi si preoccupa per prima della sicurezza dei nostri cittadini siamo noi e questa riforma va proprio in quella direzione. Ma cosa vogliamo che ci sia vicino ai cittadini? Vogliamo che ci siano tutte quelle cose che oggi ci servono, perché poi quando alla fine parliamo con gli amministratori locali, parliamo con la gente, di che cosa ci chiedono? Riabilitazione. La specialistica ambulatoriale, tutta, perché è chiaro che per fare una visita specialistica non è bene che la gente si sposti, che sia più possibile vicino a casa. Tutta la diagnostica radiologica, tutta la diagnostica di base, quella deve essere fatta vicino a casa. La riabilitazione, stiamo per aprire a Cividale finalmente, spero, a breve, i 4 posti di hospice. Il problema dei malati terminali è un problema che le famiglie hanno.
gli stati vegetativi, tutte queste cose, e c'è un elenco che abbiamo preparato e che possiamo poi, e che renderemo pubblico, di tutte le cose che in questi presidi ospedalieri della salute noi vogliamo mettere, proprio perché devono acquisire un'identità diversa, che non è solo avere un reparto di medicina o una chirurgia degli hospital, perché qui ci stiamo attaccando a due funzioni che sono funzioni sì collegate all'ospedale, che dovranno essere organizzate in modo tale che siano veramente utili, ma di tutto il resto non stiamo parlando. Tutto il resto è l'80% dei servizi che vogliamo mettere in questi presidi. Detto questo, Cividale, insieme alle altre strutture, sulle quali noi puntiamo molto perché quella deve essere il faro della sanità del futuro e che non avverrà in un giorno, per alcune cose forse qualche mese, per altre ci vorrà forse 1 anno, 2 anni. L'organizzazione della medicina di famiglia certamente non si farà in un giorno, in alcuni posti è già fatta, in alcuni posti abbiamo già una copertura di 10-11 ore, qui non lo so, probabilmente ci vorrà del tempo, ma è un processo progressivo, però deve essere chiaro che l'obiettivo è trasformare l'organizzazione sanitaria per fare quello che serve ai cittadini. Fin da subito, per quanto riguarda gli investimenti, perché sento spesso parlare questa cosa degli investimenti, il problema non è solo avere dei soldi e dire abbiamo questi soldi, spendiamoli. Oggi facciamo una riforma, dal 1° gennaio avremo una riforma e noi abbiamo detto che tutti gli investimenti che noi faremo, intendiamo metterci tutte le risorse possibili, andranno nella direzione della riforma, acquisizione di tecnologie che servono a questi nuovi presidi, revisione anche degli investimenti dal punto di vista proprio edilizio, laddove servono per fare le cose che abbiamo scritto nella riforma. E qui Cividale si candida, se vuole, si può candidare per essere uno di quei punti che saranno il faro della nuova sanità, perché l'alta specialità non ci sarà sicuramente concentrata solo in alcune strutture. E allora cosa ci sarà? Lavoriamo su questa sanità vicino ai cittadini, per dare ai cittadini le cose che realmente i cittadini ci chiedono. Ma se facciamo domande sbagliate, affermazioni sbagliate, a dire l'ospedale non si tocca, l'ospedale non venga chiuso, stiamo facendo un discorso che non è il discorso della nostra riforma. Parliamo di questo, leggiamola la riforma, io spero che riesca a passare questo messaggio ai cittadini. Noi vogliamo dare servizi ai cittadini. Oggi certi servizi non sono necessariamente collegati alla parola ospedale, ma possono avere parole diverse. L'importante è che siano efficaci e fatti bene per i cittadini. Grazie. Grazie Assessore, passo ora la parola alla Governatrice Serracchiani. Ma intanto vorrei ringraziare il Sindaco, tutti voi qui, i sindaci che sono seduti qui nella Presidenza, gli ospiti e anche ovviamente i presenti. Ringraziarvi perché credo veramente che si sia colta l'opportunità e necessità in questa sede, e ringrazio per questo gli amministratori, di quanto sia importante cercare davvero di capire e comprendere fino in fondo quella che è la riforma della sanità. Lo diceva prima l'Assessore, abbiamo ascoltato tante affermazioni non sempre fondate e a volte anzi magari in qualche modo sono anche come dire, il risultato di un malinteso o anche di una strumentalizzazione o semplicemente di una non conoscenza delle cose. Allora, intanto, la riforma della sanità non chiude alcun ospedale, non chiude alcun ospedale. Guardate che questo è fondamentale, perché nella logica in cui stiamo rivedendo la rete ospedaliera, noi abbiamo fatto una scelta politica che rivendichiamo, consigliere Novelli, che è stata quella di non chiudere i piccoli ospedali, ma di dare loro una identità che in questo momento non hanno, e che se perdono quella identità prima o poi arriveremo anche a dirci che non ce n'è più bisogno, che dobbiamo accentrare i servizi e quant'altro. Noi non l'abbiamo fatto per una questione di costo. Quello è uno dei temi che portiamo all'attenzione dei cittadini, perché si tratta di soldi dei cittadini, quindi è giusto che sappiano come vengono spesi e che debbano essere spesi bene. È uno dei punti, perché il punto essenziale per cui facciamo la riforma della sanità è che noi abbiamo una sanità che risale ai primi anni 90. Nei primi anni 90 c'era bisogno dei posti letto per acuti, nei primi anni 90 mancavano gli ospedali, nei primi anni 90 la medicina era diversa, tu entravi in ospedale, facevi un intervento e stavi tanto tempo dentro l'ospedale, le cure si svolgevano quasi interamente all'interno dell'ospedale.
Siamo cambiati nel frattempo anche noi, sono diventate più complesse le patologie, siamo anche cambiati nella complessità delle patologie, sono aumentate le malattie croniche, cioè quelle malattie che durano per tanti anni. È cambiata anche la medicina, adesso si fanno interventi che possono durare un giorno, la cui convalescenza può durare in ospedale un giorno, in alcuni casi esci il giorno stesso oppure esci nell'arco di pochi giorni. Allora questa riforma della sanità, che non può fermarsi agli anni 90, ma che deve tener conto di tutti questi cambiamenti che ci sono stati nella medicina, che ci sono stati nella società regionale, necessita evidentemente di adattarsi a quelli che sono i bisogni e le esigenze dei nostri cittadini, perché la sanità del Friuli Venezia Giulia deve essere trasparente, equa e sicura. Trasparente, noi abbiamo chiesto a tutti gli ospedali di iniziare a dirci anche quali sono gli esiti degli interventi che vengono fatti, quanti sopravvivono, quanti muoiono, come funziona la convalescenza, quante sono le infezioni, perché vogliamo che in modo trasparente e chiaro il cittadino sappia A, qual è l'ospedale in regione in cui per quella patologia viene curato meglio, B, che sappia in quell'ospedale gli esiti che attengono a quella patologia. Equa, perché purtroppo, pur avendo noi una buona sanità, in alcuni casi anche di eccellenza, noi non abbiamo una sanità equa. Cioè noi non possiamo dire in questa regione che ovunque io nasca sarò trattato allo stesso modo, e lo sapete bene benissimo voi cittadini. Non è così, e non a caso lo diciamo qui, in questo territorio. E allora noi stiamo cercando di trasferire i servizi sui territori, perché è questo quello che serve, in nome di quella cosiddetta continuità assistenziale. Cioè prima ancora di entrare in ospedale, il cittadino deve sapere non solo chi gli farà l'intervento nel modo migliore con tutta la sicurezza del caso, ma deve anche sapere quando uscirà fuori da quell'intervento dove farà la fisioterapia, dove farà la riabilitazione, quale sarà la farmacia dove troverà i farmaci adatti, quale sarà il medico di riferimento. Questa continuità assistenziale non è possibile laddove si è in qualche modo separato nel tempo il rapporto tra l'ospedale e il territorio. Spesso neppure si parlano. Spesso non c'è un rapporto tra il territorio e l'ospedale, e l'integrazione, che più volte abbiamo detto che era uno dei principi fondanti del sistema socio-sanitario assistenziale integrato, non l'abbiamo applicato fino in fondo. E continuiamo, questo sì lo dico anche perché credo che sia utile saperlo, in un bilancio che per circa il 55% si occupa di sanità, noi continuiamo a spendere il 55% di queste risorse per gli ospedali e il 45% per i territori. Noi abbiamo chiesto, questo sì, di accettare la sfida di invertire questi fattori, più soldi sul territorio, un po' meno sugli ospedali, non per rendere meno efficienti i servizi, ma per chiedere agli ospedali di fare quell'attività di riqualificazione che noi tutti facciamo nel nostro quotidiano, dovendo tener conto anche di risorse calanti per mantenere l'efficienza dei servizi, e cioè di riqualificare tutti quei servizi, che significa eliminazione dei doppioni, che significa mettere in sinergia i servizi, che significa deospedalizzare, perché molte delle cure di cui oggi i nostri cittadini hanno bisogno stanno sul territorio e non possono gravare sulle famiglie. Sicura, deve essere una sanità sicura, e perché sia sicura deve essere una sanità che, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di un certo tipo, venga praticata con una continuità che non vi può sfuggire, perché la medicina è fatta anche di pratica costante. Faccio lo stesso intervento per tante volte all'anno. Questo significa pure che abbiamo concentrato le specializzazioni in 3 grandi hub, Trieste, Udine e Pordenone. Abbiamo disegnato i cosiddetti ospedali SPOC, cioè gli ospedali che stanno magari su più sedi, ma che comunque sono un unico ospedale e che quindi si devono impegnare anche ad una mobilità, per esempio, dei medici e non a una mobilità dei pazienti per rispondere a tutti i servizi. E abbiamo chiesto anche ad altri ospedali, tra cui Cividale, di riqualificare una parte delle loro attività. Perché? Perché già le fanno, solo che non ce le diciamo. E allora, se io dovessi oggi raccontare l'ospedale di Cividale, vi direi che l'ospedale di Cividale, come vi ha spiegato anche l'assessore, non solo rimane aperto, ma mantiene tutti gli ambulatori specialistici che già ha. L'ospedale di Cividale mantiene la chirurgia ambulatoriale.
con la precisazione, scritto nero su bianco, che l'ospedale di Cividale è un presidio ospedaliero nel quale l'ospedale di Udine può dislocare per motivi di opportunità organizzative alcuni servizi, in particolare ci si riferisce alle attività di day hospital, day surgery, endoscopia e altre individuate dalla direzione aziendale. Vi sto leggendo la scheda tecnica dell'ospedale di Cividale. Mantiene il centro prelievi, accettazione, prelievo, cassa, ritiro referti, mantiene il centro di raccolta sangue, mantiene i 12 posti di dialisi, mantiene la postazione ambulatoriale di tipo A, mantiene tutta la radiologia, che probabilmente andrà anche implementata, mantiene le RSA, acquisisce i posti per gli hospice, mantiene tutti i posti di medicina, che sono quelli che vorremmo destinare ai pazienti acuti che per varie motivazioni non possono essere gestibili a domicilio. Mantiene i posti per le cronicità, per le post-acuzie, acquisisce posti letto per gli stati vegetativi che non ci sono e che sono un'esigenza che non può essere lasciata anch'essa sulle spalle delle famiglie. Acquisisce un centro di salute mentale sulle 24 ore che non ha. Tutte le dipendenze, tutta la parte del materno infantile, la riabilitazione, l'assistenza protesica, l'assistenza infermieristica domiciliare, l'invalidità civile, cioè sto delineando tutto quello che già c'è e ho aggiunto le degenze internistiche, l'ospedale di comunità con i posti letto, l'hospice, il centro di salute mentale, la medicina di gruppo. C'è un decreto nazionale che da tanto tempo sta chiedendo ai medici di medicina generale di fare lo sforzo di associarsi per essere operativi sulle 24 ore. Ci sono realtà in questa regione in cui questo già avviene. L'ospedale di Magnago, l'ospedale di Sacile, sono medici di famiglia, medici di medicina generale che lì fanno l'assistenza che serve ai pazienti e lo fanno in collaborazione con l'ospedale, in collaborazione con i medici dell'ospedale. La struttura è la stessa. Allora, io credo che sia una delle risposte migliori anche per superare alcune criticità che ci sono all'interno invece dei presidi ospedalieri, come ad esempio il ricorso al pronto soccorso, l'emergenza sulle 24 ore. Qui resta, solo che fa esattamente quello che già si fa nell'ospedale di Sacile, che si fa nell'ospedale di Magnago, cioè un punto di primo intervento di 12 ore dalle 8 alle 20, l'ambulanza notturna con il medico a bordo. Questo ci permetterà tra l'altro di poter raggiungere con ambulanze ad hoc anche eventualmente i territori delle valli del Natisone e delle valli del Torre, così come è stato dislocato in alcune parti della pedemontana pordenonese. Tutta la parte amministrativa resta. Tra l'altro, lo diceva prima il sindaco, sono stati utilizzati 9 milioni di euro per il distretto. Bene, nella logica di integrazione di territorio e ospedale, proprio la struttura già realizzata e tutto quello che c'è intorno all'attività ospedaliera e ai servizi territoriali può essere gestita anche approfittando delle strutture che sono già in essere. Quindi, io veramente, guardate, capisco che ci possano essere delle paure, capisco che ci siano delle legittime diffidenze perché in passato oggettivamente sono stati fatti dei tagli probabilmente senza tener conto delle necessità e esigenze dei cittadini di questo territorio. Comprendo che ci possano essere, come posso dire, ulteriori diffidenze a pensare che questa riforma possa vedere la luce e la sua attuazione per come vi è stata descritta, ma noi stiamo facendo un'operazione importante, questa sì innovativa, di mettere insieme ospedale e territorio. Questo ci permetterà di rendere più efficienti i servizi. Tutto quello che c'è nell'ospedale di Cividale e che resta nell'ospedale di Cividale, acquisendo servizi nuovi, non fa altro che rispondere a quelli che sono i bisogni dei cittadini, che poi alla fine ci chiedono di avere posti letto perché non riescono più a gestire le persone a casa, ci chiedono di avere dei posti letti per la riabilitazione e la fisioterapia che non ci sono, perché vedete non si tratta di tagliare 300 posti letto, si tratta di prendere coscienza del fatto che noi in questa regione abbiamo posti letto per acuti che negli ospedali si occupano per il 50%, in alcuni casi con
punte del 72%, ma noi continuiamo a pagare il 100% di quei posti letto e allo stesso tempo non assicuriamo posti letto per la riabilitazione, per la fisioterapia, per le RSA medicalizzate, cioè esattamente quello che serve ai cittadini di fronte soprattutto a gravissime malattie croniche. Allora, io penso che di questo si debba prendere atto. Non possiamo pensare che questa sanità regga di fronte a queste nuove esigenze, dobbiamo invece immaginare che questa sanità capisca e si adatti a quelli che sono i bisogni dei cittadini. Io sono convinta che nei fatti ve lo dimostreremo e magari invito il Sindaco a rivederci qua tra qualche mese per iniziare a monitorare costantemente l'applicazione della riforma, perché non è soltanto il passaggio in aula che ci sarà a settembre. Questa riforma ha tutta una serie di previsioni per l'applicazione continua, che significa verificare se sul territorio arrivano quei servizi che magari nei territori ancora non ci sono e che la riforma prevede vengano messi. Allora noi siamo pronti a questo monitoraggio, siamo pronti a farlo, abbiamo bisogno dell'intervento degli amministratori che ci dicano quello che funziona, quello che non funziona, dove bisogna aggiustare il tiro. Sarà un'applicazione che non a caso abbiamo fatto subito all'inizio della legislatura, l'abbiamo fatta subito perché abbiamo bisogno di qualche anno proprio per l'attuazione pratica della riforma e vogliamo farla costantemente, semestralmente, mensilmente se sarà necessario, a seconda delle strutture, perché dobbiamo costruire questa nuova sanità di cui abbiamo bisogno, che tenga conto della presenza dei medici di famiglia, che tenga conto della necessità di maggiori servizi sul territorio, che tenga conto della medicina ospedaliera cambiata e che tenga conto anche di quelle che sono le esigenze dei cittadini. Perché guardate, la politica può girarsi dall'altra parte, ma i cittadini hanno bisogno di risposte concrete. Un cittadino è molto più avanti di noi. Va a curarsi nel posto dove lo curano meglio, non nell'ospedale più vicino. E noi stiamo creando le condizioni perché sappia dove andarsi a curare meglio, manteniamo dei servizi sul territorio e dei presidi, perché ha ragione Monsignor Carlino, noi non vogliamo mica chiudere questo presidio, non vogliamo eliminare i presidi dei territori, vogliamo aumentarli i presidi territoriali, perché noi abbiamo bisogno di maggiore presenza sul territorio, anche attraverso un ospedale che strutturalmente faccia quello che in questo momento fa e non fa perché per la buona parola o la buona volontà di alcuni di Udine, ma non è così. Cividale ha la sua autonomia, la sua indipendenza e farà l'ospedale fino in fondo. Ma abbiamo bisogno di applicare questa riforma, perché a queste condizioni questo ospedale non è più neppure tale. Allora, questo per noi è un ospedale, resta un ospedale, manteniamo tutti i servizi, ne abbiamo aggiunti degli altri, dimostreremo nei fatti che il presidio non sparisce, si rafforza. Ringrazio la Presidente Serracchiani per il suo intervento e per le sue parole, così come per le parole che ha pronunciato l'assessore Telesca. È evidente che rispetto ai principi generali che sono stati comunque enunciati da entrambe e che comunque vengono riportati nell'ambito della legge, nessun cittadino di buon senso potrebbe avere contrarietà rispetto alle parole che sono state pronunciate. È però anche evidente che, come si è detto, la declinazione nell'ambito dell'articolo 24, dell'articolo 16, dell'articolo 34, dal nostro punto di vista, e questo segnala e indica in maniera precisa l'ordine del giorno che viene discusso quest'oggi, non trovano evidentemente delle declinazioni puntuali rispetto a questo tipo di indicazione. Quindi l'Assemblea odierna andrà evidentemente a segnalare e a sottolineare il fatto che questo territorio richiede, nel momento stesso in cui viene votata una legge che poi rimane, perché gli assessori, come si è detto, cambiano, i presidenti della giunta regionale anche hanno evidentemente un tempo, e anche i sindaci, e però il testo normativo evidentemente rimane. Noi in questo momento ci troviamo di fronte a
una legge che sta definendo e definisce, declina gli aspetti della nostra sanità, che risale al 1993, ed evidentemente dal 1993 ad oggi sono cambiati sindaci, assessori, presidenti di questa regione, ma il testo normativo sul quale stiamo discutendo rimane e rimarrà, ed è per questo che i sindaci che sono qui quest'oggi riuniti e che assieme appunto ai consiglieri comunali voteranno questo documento, chiedono che al di là delle parole la declinazione scritta porti conferma rispetto anche all'ospedale di Cividale. Perché, anticipo a questo punto il mio intervento prima di lasciare la parola ai colleghi, alle dichiarazioni di principio, alle intenzioni che evidentemente trovano un avallo da parte nostra rispetto a una sanità che deve migliorare, vengono però costantemente disattese nei fatti. Nel momento in cui noi andiamo a parlare, e quindi in un periodo comunque anche abbastanza caldo, no, rispetto ai temi della sanità, la Giunta regionale l'11 luglio scorso, con il DGR 1322, all'allegato 1 a pagina 25, destina 5.510.000 euro 361,20 all'ospedale di Udine rispetto a quelle che sono le destinazioni che attualmente avevano nell'ambito dell'ospedale di Cividale. È evidente che stiamo ragionando di una sanità che sta cambiando, di una sanità che deve migliorare, una sanità che deve dare maggiori risposte e servizi, però allo stato attuale 5,5 milioni di euro, i famosi 6 milioni dei quali abbiamo parlato, che erano destinati alla struttura di Cividale, sono stati trasferiti all'ospedale di Udine. Questo credo possa essere un elemento che va comunque considerato, per verificare se effettivamente i principi generali sui quali si fonda la riforma poi nel corso del tempo verranno effettivamente declinati nell'ambito di questi servizi. E noi ben volentieri, io accolgo l'invito della Presidente Serracchiani, l'abbiamo fatto in maniera costante, Cividale ha istituito anche una commissione salute e tutti i documenti che vengono votati nel Consiglio del Comune di Cividale vengono votati generalmente all'unanimità o a maggioranza con una partecipazione attiva di tutti i gruppi consigliari, di maggioranza e di opposizione. Questo per segnalare appunto che non vi è nessuna intenzione di strumentalizzare su questi temi il dibattito politico, indipendentemente dalle posizioni che ciascuno di noi ha. E anche l'organizzazione di questa serata è stata concepita appunto per dare un alto valore istituzionale al ruolo che ciascuno di noi come sindaci e come consiglieri comunali ha nel rapporto con i propri cittadini. Detto questo, io ritengo che sia corretto quello che la Presidente Serracchiani ha detto, che i veri buchi neri siano probabilmente altrove, che non si debba partire dall'ospedale di Cividale, dai piccoli ospedali, a risanare la sanità di questa nostra regione. L'eliminazione dei doppioni ben venga, la riqualificazione ben venga, che la riqualificazione però non passi per una sorta di declassificazione, come molte volte, magari in maniera semplicistica, è stato declinato anche sulla stampa locale. Io ritengo che rispetto al tema di cui abbiamo più volte parlato esistano gli elementi per poter qualificare effettivamente quello che in questo momento la nostra struttura sta erogando a livello di servizio. Si è parlato spesso, già lo hanno fatto i colleghi che mi
mi hanno preceduto in altri dibattiti, di quelli che sono i servizi che vengono offerti all'ambito, come dire, geriatrico, all'ambito delle persone di una certa età. La città di Cividale ospita la terza casa di riposo fra le più diciamo, grandi dell'azienda 4, sono circa 190 gli ospiti non autosufficienti che evidentemente insistono nel nostro territorio e che hanno costante necessità di rivolgersi alle strutture sanitarie. È evidente che cogliendo l'opportunità che ci viene data questa sera anche nell'ambito del disegno di legge, effettivamente un'indicazione che vada proprio a come dire, specificare o a qualificare o a individuare nell'ambito della città di Cividale una di quelle strutture che potrebbero essere appunto qualificate, riqualificate nell'ambito geriatrico, penso che sia una sfida che nell'ambito della discussione di questo disegno di legge possa essere presa in considerazione sia dalla governatrice che dai consiglieri che evidentemente la stanno assistendo. Ci sono diversi appunti che riguardano evidentemente la Convenzione delle Alpi che nel 1995 anche il governo italiano ha siglato con l'Unione Europea, che possono garantire tutte quelle tutele che nell'ambito di questo territorio il nostro ospedale potrebbe riservarsi. Indico su segnalazione appunto e contributo dei nostri consiglieri che l'approvazione del 5 agosto scorso da parte della Conferenza Stato-Regioni del regolamento che disciplina l'attuazione del decreto legge 13 settembre 2012 numero 158, che tratta gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi, all'articolo 9.2.2 dà facoltà alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di prevedere in aree come la nostra presidi ospedalieri che hanno esattamente le caratteristiche del nostro ospedale, con una riqualificazione di quelli che sono i servizi di medicina generale, chirurgia elettiva, dei surgery e di un pronto soccorso. Con questo spirito evidentemente noi poniamo nelle mani della nostra Presidente l'ordine del giorno con le indicazioni che nell'ambito di questa discussione parrebbero superflue, però nel momento stesso in cui non vengono declinate in forma scritta nell'ambito della legge, probabilmente perché siamo stati scottati in passato, Presidente, prenderà insomma in considerazione il fatto che questo territorio si sente di esprimere questo tipo di richiesta. A questo proposito io ringrazio comunque per la loro presenza, per la disponibilità e per l'intervento che hanno fatto e che ha fatto il Sindaco di Tolmino a nome dei sindaci del nostro territorio, anche questa richiesta e questa apertura che comunque nell'ambito della legge di revisione del sistema sanitario viene prevista, chiedendo appunto che effettivamente anche rispetto ai rapporti trasfrontalieri la nostra struttura possa essere individuata come un punto di riferimento. Detto questo, passo la parola, perché me lo richiede alla Presidente, prima di aprire appunto gli interventi dei colleghi sindaci. No, chiedo scusa, mi ero dimenticata proprio sul trasfrontaliero di non dir nulla nonostante la richiesta del Sindaco. Come è noto, dalla fine del 2013 la direttiva sulla liberalizzazione delle cure è stata recepita anche da noi, quindi già adesso, come ricordava anche lo stesso Sindaco, è possibile essere curati ovunque, ovviamente nel territorio dei 28 paesi dell'Unione Europea. Noi abbiamo fatto una convenzione ad hoc a Gorizia con l'ospedale di Schempeter che riguarda in particolare la maternità, ma è ovvio che siamo assolutamente disponibili e pronti, anzi abbiamo gli strumenti anche giuridici per poterlo fare in virtù della nostra autonomia e specialità, per avere forme di convenzioni con la vicina Slovenia, che ha solo una piccola particolarità che non vi sfugge, lo sapete meglio di me. La Slovenia ha il problema che non ha le regioni.
e quindi uno dei problemi per i quali spesso è complicato fare convenzioni è perché non avendo le regioni si fanno direttamente con le municipalità o con lo Stato di Slovenia, quindi come dire, noi possiamo farlo e lo faremo. Solo una precisazione, Sindaco, di cui ti sei sicuramente dimenticato: è stato appena inaugurato il distretto. I 6 milioni che sono sempre stati a bilancio per l'ospedale di Udine, perché nel bilancio regionale c'è scritto ospedale di Udine, poi destinati a Cividale, in questo momento sono stati destinati a Udine soltanto per un'emergenza di progetto, ma è noto che siamo assolutamente intenzionati a investire anche in questo ospedale, ma partiamo dagli impianti tecnologici. Il Sindaco si è dimenticato di dirvi, ad esempio, che vogliamo ripristinare la mammografia qui, acquistare il mammografo e ricominciare a farlo dentro l'ospedale e non più mobile, anche per dare assistenza e servizio migliore alle donne di questo territorio. Si è forse dimenticato di dirvi che abbiamo preso un impegno apposta appunto per fare investimenti sugli impianti tecnologici, proprio perché vogliamo mantenere i servizi nell'ospedale. È una dimenticanza. Ringrazio per la sottolineatura, ma devo essere proprio sincero, non me ne sono dimenticato, ma allo stato attuale ho semplicemente segnalato che in questo momento i fondi sono stati trasferiti in un altro capitolo e quindi in questo momento non sono più lì allocati. Rispetto alle segnalazioni sugli impianti tecnologici, questa declinazione in questo momento non è indicata in legge, mi pare, no? Quindi se nell'ambito operativo della... Vabbè, insomma, poi vabbè, se questo è, sono molto lieto, sono molto lieto che tutti i servizi che sono stati indicati nell'ambito della legge, che quindi ciò che lei ha detto verrà portato a buon fine. Rispetto appunto a questa segnalazione, visto che noi stiamo parlando della riforma sanitaria e della legge che la accompagna, io del mammografo sono molto lieto e le rappresento la felicità di tutti i nostri cittadini per la nuova dotazione che ci auguriamo presto poter inaugurare insieme a Cividale. Detto questo, passo la parola ai colleghi sindaci che me la chiedono. Vedo il sindaco di Drenchia che si è prenotato, prego. Bene, buonasera a tutti, io sono il sindaco di Drenchia, Mario Zufferli. Saluto il sindaco di Cividale e lo ringrazio per questa grande organizzazione che ha fatto affinché noi colleghi sindaci ci troviamo tutti qua per questo problema, che è un problema veramente importante. Sono il comune più piccolo del Friuli, Presidente Serracchiani, se mi vuole ascoltare per cortesia, e la ringrazio per la sua presenza. Ringrazio anche l'assessore Telesca. Il comune di Drenchia è una piccola realtà. È una realtà praticamente che siamo rimasti in 100 persone, di cui il 90% superano i 70 anni. Assessore Telesca, per raggiungere Udine da Drenchia ci vogliono sono circa 70 chilometri. Il medico condotto arriva a Drenchia a mezz'ora alla settimana. Questa è la realtà nuda e cruda delle valli del Natisone del comune di Drenchia. Più volte lei ha osservato come mai viene sempre citato il comune di Drenchia, perché effettivamente il comune di Drenchia, io so quanto praticamente ho dovuto lottare affinché il medico condotto mi venga a mezz'ora alla settimana a Drenchia, con tutti i preamboli che ci sono stati. Ecco, questa era una mia premessa. Sono stato delegato dai sindaci delle Valli Natisone e comuni limitrofi, di cui li cito, dal sindaco di Grimacco Eliana Fabello, dal comune di Prepotto Maria Clara Forti, dal comune di Pulfero Camillo Melissa, dal comune di San Leonardo Antonio Comugnaro, dal comune di San Pietro al Natisone Mariano Zufferli, dal comune di Savonia Germano Cendon, dal comune di Strenia Mauro Veneto e dal comune di Toreano Roberto Sabadini. Volevo porre la sua attenzione, Presidente della Giunta regionale Serracchiani e Assessore alla Sanità Dottoressa Telesca. Ospedale di Cividale, presidio vitale per la popolazione del comprensorio montano del Valle Natisone e valli limitrofe.
In seguito alla presentazione della proposta di riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, che prevede l'azzeramento dei servizi forniti dall'ospedale di Cividale Friuli, noi sindaci dei comuni del comprensorio montano delle Valli Natisone e Valli Limitrofe abbiamo ritenuto essenziale esprimere la nostra estrema preoccupazione e amarezza. Siamo consapevoli e coscienti che il nostro territorio montano, già disagiato, non può e non deve essere privato delle minime strutture necessarie alla sicurezza e alla tutela della salute individuale. Siamo qui oggi a nome di tutti i cittadini del nostro territorio, che ringrazio che sono presenti, i quali con forza e determinazione chiedono di non venire privati del proprio diritto alla sanità. Ricordiamo la valenza storica del presidio sanitario di Cividale, sin dall'origine, passando attraverso le guerre mondiali. Cividale del Friuli è stato il punto di riferimento di una vasta area geografica, essendo sede di istituti di assistenza e luoghi di ricovero. Facciamo presente cosa costituisce per le migliaia di abitanti del comprensorio montano delle Valli Natisone e Valli Limitrofe l'ospedale di Cividale. Primo, è sede di pronto soccorso attivo 24 ore su 24. Nei casi di emergenza costituisce un presidio vitale. Per gli abitanti dei paesi più emarginati della montagna, già penalizzati dalla distanza, soprattutto nel periodo invernale, quando le strade delle valli sono spesso oggetto di gelate o nevicate, i tempi di percorrenza si allungano notevolmente. È un servizio indispensabile. Gli abitanti del comprensorio delle Valli Natisone e Valli Limitrofe che dovessero usufruire del pronto soccorso, partendo dai paesi più emarginati, si vedrebbero tolte tutte le possibilità di avere quelle cure urgenti. Sappiamo, come infatti specificato al punto 9.2 della bozza del decreto 21 luglio 2014 del Ministero della Salute, che ci sono chiare linee guida e protocolli da attuare nei casi di emergenza-urgenza, con precisi tempi utili da rispettare per poter garantire la sopravvivenza al paziente in caso di patologie quali stroke e infarto miocardico acuto. Chiudere il pronto soccorso di Cividale significherebbe diminuire le possibilità di salvare delle vite umane. Secondo, è sede di ricovero, degenza e riabilitazione per molti pazienti residenti nelle Valli Natisone. Sottolineiamo che il reparto di medicina interna di Cividale accoglie anche molti anziani del nostro territorio che hanno il diritto a essere rispettati e tutelati. Molte di queste persone sono sole e nel momento in cui vengono ricoverate è fondamentale il supporto dei volontari nel nostro territorio che si recano quotidianamente a Cividale per assistere. Vogliamo fare presente agli amministratori che se il reparto di medicina dell'ospedale di Cividale venisse chiuso, i degenti verrebbero trasferiti nel migliore dei casi a Udine e anche l'assidua presenza dei volontari accuserebbe un considerevole calo a causa della distanza. È di vitale importanza per gli ospiti della casa di riposo di San Pietro Natisone. I ricoverati, in gran parte non autosufficienti, necessitano di cure ospedaliere fondamentali che attualmente sono adeguatamente fornite dallo stesso presidio ospedaliero. Consideriamo le lunghe tempistiche di attesa agli sportelli di Udine, incrementando l'affluenza degli utenti che attualmente usufruiscono dei servizi già garantiti all'ospedale di Cividale. Si sovraccaricherebbe la struttura udinese sia agli sportelli che al pronto soccorso, con conseguenti disservizi per gli utenti e con un ulteriore allungamento dei tempi di attesa. Invece di costringere la popolazione a fare chilometri in più ore e ore d'attesa a Udine, perché non creare la situazione per cui Udine venga alleggerita dall'amore di lavoro? Questo obiettivo sarebbe facilmente raggiungibile attraverso un lavoro sinergico tra le strutture, mantenendo e ripristinando ambulatori e sportelli a Cividale. L'abbandono dell'ospedale Cividale inoltre costituirebbe uno spreco di una struttura pubblica efficiente che cadrebbe nel degrado diventando un elemento di inquinamento visivo e ambientale. Riteniamo doverosa la trasformazione del presidio di Cividale in un centro di riferimento in ambito transfrontaliero.
Considerata la vicinanza alla Slovenia, numerose utenze provenienti dai paesi limitrofi al confine, quali Caporetto, Tolmino e Plezzo, potrebbero usufruire del nostro ospedale. In tale contesto europeo si potrebbe beneficiare di contributi relativi alla cooperazione transfrontaliera. Se auspichiamo la massima solidarietà e collaborazione anche da parte degli altri comuni facenti parte dell'ambito. Se tutte le manifestazioni e attività di protesta che sono susseguite a partire dal 1993, di cui ero presente io allora nel 93, allora, Presidente Serracchiani, ero già sindaco nel 93 e mi ricordo con l'allora sindaco Pascolini, ed era presente anche il consigliere Pustetto, dove abbiamo lottato già allora per l'ospedale di Cividale, alla difesa dell'ospedale di Cividale, hanno riscontrato così grande partecipazione anche da parte di enti avulsi dal contesto un motivo c'è. Ci rivolgiamo agli amministratori regionali non in quanto politici, ma in quanto uomini. La loro umanità non può renderli insensibili alla nostra grave situazione. Chiediamo loro che tutti i servizi ora riforniti dall'ospedale Cividale vengano mantenuti e in particolare che venga mantenuto il pronto soccorso attivo 24/24, indispensabile per garantire tempi utili di assistenza vitale alle persone che provengono dalle aree montane, che venga mantenuto attivo il reparto di medicina al fine di poter garantire il ricovero dei molti utenti dei comprensori delle valli antisone, valli limitrofe del Cividalese e soprattutto degli anziani soli che nelle gravi sofferenze della malattia potrebbero trovare un sollievo proprio nella consapevolezza di essere comunque nelle vicinanze di casa, che sia garantita un'unità di emergenza territoriale efficiente, ripristinando l'automedica sul territorio di queste valli e quindi la relativa presenza del medico rianimatore. Vogliamo la prova concreta della promessa fatta dalle istituzioni regionali di avere un occhio di riguardo per la montagna, dal momento che anche il finanziamento di 6 milioni di euro stanziato nel 2008 e 2009 in favore dell'ospedale Cividale, con delibera numero 1322 della Giunta regionale dell'11 luglio 2014, ha avuto diversa destinazione e in particolare è stato dirottato su Udine. Non lasciateci soli, stiamo parlando di quella montagna che si è spopolata, ma che oggi sta lentamente invertendo la rotta ripopolandosi. E questo, caro capogruppo Sauli, io ti ho seguito prima nel tuo intervento, hai ragione che ci deve essere una sinergia, a mio avviso, che non deve solo essere quella della sanità, una sinergia che però trovi un programma che sia un programma vero e proprio dove si possa coniugare tutte le tematiche per quanto riguarda lo sviluppo della montagna. È essenziale anche perché io dico sempre, solo con la presenza dell'uomo, solo con la presenza della persona sulla montagna possiamo mantenere il nostro territorio. E su questo devo dare atto, io in un recente incontro che ho fatto anche con la Presidente Serracchiani a Udine, ho trovato molto sensibile rispetto a questa problematica che abbiamo affrontato, se lei si ricorda Presidente, il problema del giricidio, e io le ho dato una proposta e vedo che lei l'ha tenuta in considerazione, di questo la ringrazio. Grazie alle proprie peculiari caratteristiche, le quali costituiscono preziosa ricchezza del contesto della civiltà moderna. Non permettete che la popolazione comprensoria delle valli antisone e valli limitrofi non abbia quelle tutele sanitarie che al giorno d'oggi costituiscono diritti imprescindibili e inalienabili che la società civile ha duramente conquistato nei secoli. Con questa riforma si rischia di retrocedere sul piano sociale e umano, cadendo nel baratro dell'abbandono. Tutti noi sindaci, e ringrazio delle opportunità che mi hanno dato di rappresentarli, del comprensorio delle valli antisone e valli limitrofe, territorio montano già disagiato da molti punti di vista, procederemo con determinazione per difendere il presidio sanitario dei nostri cittadini. Siamo qui oggi per lanciare un appello accorato alle istituzioni regionali, pregandole di non ridurre un argomento così delicato dal punto di vista umano a una mera questione finanziaria. Chiediamo la tutela del nostro diritto alla salute e non distruggere con brutalità ciò che in lunghi anni è stato costruito, cancellando la dignità della nostra comunità.
per ciò che rappresenta e per le migliaia di persone residenti su questo territorio oggi, l'ospedale di Cividale Vitale. Fiduciosi nell'accoglimento da parte vostra del nostro appello, i sindaci delle varie zone comunali limitrofi. Grazie. Allora, il sindaco Zufferli ha parlato per, diciamo, come ha segnalato, per i 9 colleghi delle Valli del Natisone e dei comuni limitrofi. Hanno chiesto appunto di intervenire ancora il sindaco di Butrio e il sindaco di Manzano, se ci sono altri colleghi che il sindaco di San Giovanni. Se ci sono altri colleghi, il sindaco di Corno. Ok, giusto per sapere come regolare i tempi della discussione. Prego. Quindi, il numero 6. Buonasera. Buonasera a tutti i presenti. Un ringraziamento alla Presidente della Regione, all'assessore Telesca, ai sindaci presenti e ai consiglieri regionali. Ma un ringraziamento particolare va a Stefano Ballock. Stefano Ballock che ci invitò il 28 luglio a una riunione per spiegarci questo problema, questa voglia di incontrarci per sostenere diciamo, la sanità del Cividalese, perché la proposta era non solo l'ospedale di Cividale, ma una complessità della sanità del Cividalese, del Manzanese, insomma di tutta la nostra zona. Perché ringraziarlo? Perché mi ha dato modo di potermi documentare. Mi sono reso conto in quella sera quanto ignorante fossi in materia. E anche alcuni dei miei colleghi ho visto un attimino non molto afferrati sul problema. E così, di concerto e previo un incontro telefonico con Stefano Ballock, abbiamo deciso di convocare un'assemblea dei sindaci a Butrio, nel nostro comune, dove è intervenuto l'assessore Telesca e ci ha dato modo di capire nei minimi termini che cosa comporta questa proposta di riforma. Io mi auguravo che quella serata fosse esaustiva delle problematiche sollevate dai colleghi. Questa sera devo ringraziare ulteriormente l'assessore e la Presidente perché hanno dato ancora maggiore vigore, maggiore valore a quello che è questa proposta di legge. Noi stiamo chiedendo delle cose che sono già scritte. Di conseguenza è giusto ribadire quelli che sono i nostri problemi, le nostre problematiche, è giusto ribadire che le Valli del Natisone hanno dei problemi che sicuramente non sono molto simili a quelli di un comune più fortunato come Butrio. Comune che è fortunato perché nel corso degli anni è riuscito ad avere una struttura, abbiamo parlato prima della Casa della Salute, una struttura che è già in parte esistente a Butrio e riusciamo ad avere subito, quotidianamente, un resoconto di quello che sarà, quello che dovrebbe essere, secondo quanto detto e scritto in questa riforma di legge, quello che potrebbe essere l'apporto e la collaborazione con i medici di medicina generale. La riforma va vista nella sua complessità, perché molte volte noi diciamo viene chiuso il pronto soccorso dei reparti e non vediamo quello che potrebbe esserci dietro. Le massime garanzie che sono state date per la riqualificazione dell'ospedale Cividale mi sembra che siano molto presenti. È giusto rafforzare questa posizione. Quando io ai colleghi sindaci ho fatto presente queste cose, la risposta di tutti è stata sì, c'è, però vogliamo vederlo scritto in maniera molto più forte. Ecco, Presidente, io mi auguro che questa maniera forte venga sottoscritta, in modo che tutti i sindaci siano sorretti da questo impegno da parte della Giunta regionale. Un'ultima cosa. Anzi, 2 cose. Abbiamo parlato del problema dei finanziamenti, ma stiamo parlando di 6 milioni di euro che sono stati trasferiti da un capitolo a un altro. Ma
nella legge si parla di ristrutturazione. Questa ristrutturazione potrebbe voler dire anche un investimento superiore a questi 6 milioni di euro, che io mi auguro. Di conseguenza, vediamo anche il lato positivo di questa proposta. Un'ultima cosa, volevo chiedere, Sindaco Balloch, se la proposta che andremo a votare oggi verrà votata per punti o nella sua globalità. Posso già fare la dichiarazione di voto in questo caso? Ecco, siccome ci sono molti punti che il nostro Comune condivide, altri un po' meno su questa proposta, però volevo fare una premessa. La vicinanza a tutti i comuni, soprattutto quelli più disagiati, da parte nostra è indiscussa. Per cui per questa ragione, siccome non verrà votato punto per punto, io darò, anzi, il nostro Comune darà un voto di astensione. Grazie. Dunque, passo la parola al Sindaco di Buttrio, prego. Di Manzano, dai. Chiedo scusa, di Manzano. Buonasera a tutti, ringrazio per l'opportunità, ringrazio ovviamente la presenza del Presidente, dell'assessore, oltre a tutti gli altri. Ovviamente adesso nelle prime 2 ore quasi abbiamo parlato solo di Cividale e dell'ospedale di Cividale. È ovviamente un punto di riferimento importante, siamo d'accordo, però io rappresento la comunità di Manzano, una realtà locale più piccola, più grande di Drenchia, dei comuni delle valli, però una realtà più piccola e quindi dobbiamo anche guardare la riforma nell'ottica di quello che rappresenta per le realtà più piccole. Noi come Comune siamo ovviamente qui a sostenere anche le necessità dei comuni più disagiati delle valli e quindi il nostro sostegno c'è in maniera analoga a quanto detto dal Sindaco di Buttrio. Quello che ci interessa però è far notare quello che a noi può servire e quindi partiamo da quello che lo stato attuale delle cose, della popolazione impone alla sanità in generale, quindi partiamo dall'invecchiamento della popolazione, precoce o meno, che genera una richiesta maggiore di servizi, ma dobbiamo ricordare anche che generalmente questo tipo di persone ha la difficoltà di spostamento, per cui anche generalizzare questi servizi a livello di strutture centralizzate può essere una difficoltà e quindi riteniamo necessario che questi servizi devono diventare più a livello locale possibile. A Manzano abbiamo una struttura di una certa dimensione, un po' più grande anche di quella di Buttrio. L'assessore Telesca già nella riunione precedente mi aveva confermato che tipo di struttura è secondo le diciture del disegno di legge. Non mi dispiacerebbe che questa definizione venisse scritta, ma non per la mia struttura, però venisse fatta per tutte le strutture, quindi definire chi ha un'aggregazione funzionale territoriale, chi ha un centro di assistenza sanitaria primaria, se fosse scritto nel disegno di legge varrebbe oltre che per gli ospedali anche per strutture minori. Questo ci permetterebbe a noi sindaci di conoscere esattamente cosa sono e che servizi possiamo e dobbiamo aspettarci di avere in essa implementati anche in funzione di quello che l'articolo 34 dice e quindi con investimenti che non sono mirati solo alle strutture primarie principali ma sono mirate anche alle strutture locali, all'interno delle quali riteniamo necessario che debbano essere previste anche risposte alle criticità sociali che oggigiorno affliggono la gran parte della popolazione, quindi alcol, droga, gioco, criticità che in un'area come la nostra, colpita anche gravemente dalla crisi economica, si sono negli ultimi anni molto acuite e alle quali noi come Comune non riusciamo facilmente a dare risposta, ma abbiamo una struttura che con piccole implementazioni ci permetterebbe di dare una risposta più rapida e soprattutto con delle cure vicino a casa, perché oggi le persone non vogliono spostarsi, ma tendenzialmente non possono spostarsi e quindi questa è la necessità più importante. Noi abbiamo parlato anche di quello che è il passaggio dall'autonomia tecnico-gestionale organizzativa che passa dalla ASL al distretto. Questo è una buona cosa, purché noi sindaci, ma non dico solo sindaci, comunque noi amministrazioni locali, possiamo avere una voce in capitolo più forte per poter definire quelle che sono le attività che sono presenti nei nostri presidi periferici e quali sono le possibilità di rimodulazione dell'offerta in funzione di quello che la popolazione ci chiede. E noi per principio siamo quelli che conosciamo meglio la nostra popolazione e quindi di base conosciamo quelle che sono le richieste necessarie. Per ultima cosa vorrei dire che
c'è ovviamente un minimo di preoccupazione per quelle che possono essere le funzioni nuove o modificate che vengono date ai medici di medicina generale. Possono essere con impegni maggiori, ma comunque diversi. Abbiamo avuto un confronto con i nostri medici, i quali hanno espresso qualche perplessità sul garantire l'assistenza nelle 24 ore, di concerto con quello che sono le guardie mediche e con gli infermieri comunità. Però quello che è apparso molto importante è l'auspicio che la Regione trovi un modo per adottare delle misure atte a favorire lo sviluppo delle associazioni, perché molto spesso ci sentiamo dire da alcuni medici che l'associazione va bene, funziona, in altri casi ma cosa ci guadagno? Non è la domanda giusta, però questo ci fa capire quanto non sia sempre così facile trovare queste aggregazioni. Per concludere vorrei solo dire che è ovvio che qualunque riforma deve portare a delle perplessità, preoccupazioni in noi, solo che non riformare probabilmente significherebbe mantenere lo status quo e forse questo non è la soluzione ottimale al momento, anche perché le esigenze nel tempo cambiano e c'è necessità di seguire questi cambiamenti nel miglior modo possibile, per cui chiedo che questa riforma avvenga nei tempi più rapidi possibili e soprattutto con la massima chiarezza, soprattutto verso i cittadini a cui è rivolta, perché magari i tecnici possono capirla bene, molto spesso il cittadino non riesce a interpretare quello che si dice il legalese, no, come termini. Grazie. Grazie, passo la parola al Comune di San Giovanni al Natisone, prego. Buonasera a tutti, e buonasera al Presidente Serracchiani, all'Assessore Telesca, al Sindaco Ballo che ci ospita e naturalmente ai sindaci di tutti gli altri comuni. Io in realtà sono il vice sindaco di San Giovanni al Natisone, vi porto il saluto del mio sindaco Walter Braida che si trova da alcuni giorni fuori regione. E vi leggerò un testo che abbiamo a lungo ponderato e condiviso all'interno del nostro governo comunale. A nome dell'amministrazione comunale di San Giovanni al Natisone posso affermare che non siamo contrari alla riforma del servizio sanitario che ci viene proposta dalla Regione. Siamo perfettamente consapevoli della necessità di riorganizzare le modalità di erogazione dei servizi sanitari, così come altri assetti istituzionali andranno modificati, a cominciare da quello degli stessi enti locali. Il Comune di San Giovanni al Natisone si sente parte del territorio e in rete con i comuni compresi nell'ambito socioassistenziale del Cividalese. Anche per questo oggi siamo qui presenti con voi proprio per proseguire la collaborazione e il dialogo con i comuni dell'area. Nei mesi appena trascorsi, nelle ultime settimane, ci siamo confrontati a lungo, abbiamo riflettuto, abbiamo conosciuto meglio, approfondito meglio i contenuti della riforma sanitaria e ne condividiamo soprattutto, come già hanno detto altri, la volontà di potenziare i centri di assistenza sanitaria a livello territoriale. Nella fase propedeutica all'elaborazione del documento che oggi viene presentato, abbiamo segnalato le nostre perplessità rispetto alla richiesta di mantenere pronto soccorso sulle 24 ore a Cividale, sulla base dei dati informativi che abbiamo raccolto e studiato. Naturalmente riteniamo necessario che ogni cittadino possa accedere a questo servizio con le medesime garanzie di efficienza da Drenchia fino alla pianura, ma pensiamo anche che oggi siamo in grado nel 2014 di avviare nuove modalità per assicurare pronto soccorso sulle 24 ore in questi territori. In conclusione, pur condividendo alcuni punti all'ordine del giorno e per le motivazioni che ho appena esposto, non riteniamo di sostenere le istanze poste ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno. Per questa ragione l'amministrazione comunale di San Giovanni al Natisone si astiene dall'approvazione del documento in oggetto. Grazie. Grazie. Passo ora la parola all'ultimo comune iscritto a parlare, se non ci sono altri colleghi, al sindaco di Corno di Rosazzo, prego. Grazie sindaco, buonasera a tutti, buonasera anche a tutte le persone che sono nelle altre sale e che ci stanno ascoltando. Facevamo un conto prima
Io e il sindaco di Premariaco, probabilmente qui oggi ci sono 1000 persone che ascoltano. E quindi la mia è una piccola riflessione. Sicuramente io non sono un tecnico e quindi non vado nei particolari della nuova riforma sanitaria, però sono arrivato un po' preoccupato a Cividale quest'oggi e vado via sereno, ma per motivi semplicissimi. Perché noi come sindaci, ringrazio il sindaco Ballock per averci convocato il 28 luglio per portare questo documento in quest'oggi a questa assemblea dei consigli comunali allargati, e dove vedo che al punto numero 1 dice l'ospedale di Cividale del Friuli mantenga a tutti gli effetti tali funzioni, e prima dal capogruppo consigliere Sauli, poi dalla Presidente che saluto, anzi scusatemi se non vi ho salutato prima, la Presidente e anche l'assessore, non hanno detto di mantenere ma potenziare, quindi questo è già un punto a favore dell'ospedale di Cividale. Al punto 2 si è garantito il mantenimento del pronto soccorso 24 ore e anche questo, se c'era l'ipotesi delle 12-24, è stato garantito che le 24 ore del pronto soccorso ci saranno. Quindi è un ottimo risultato per noi. Si valorizza il ruolo degli enti locali, l'hanno detto, perché gli enti locali devono essere vicini a chi fa le leggi per cercare di fare le leggi bene. E quindi un altro punto a favore del nostro protocollo, del nostro documento che abbiamo portato. La cosa più importante, noi diciamo, non si proceda comunque ad alcuna riduzione dei servizi. È stato confermato che non verrà ridotto nessun servizio dell'ospedale di Cividale, anzi migliorato e potenziato. E poi anche al punto 7 un progetto di sanità transfrontaliera, e anche qui mi sembra che sono stati tutti d'accordo su questo progetto. Io credo che un discorso, un conto è trovarci noi sindaci dell'ambito, trovarci con i consiglieri, un conto è anche però l'impegno da parte di chi ci sta governando oggi, dal Presidente Serracchiani, dall'assessore Telesca, dal capogruppo, ma di tutti anche i consiglieri di minoranza che possono portare il proprio ruolo e il proprio beneficio a qualsiasi tipo di riforma, l'impegno che oggi la Presidente, l'assessore ci hanno dato. Io credo che noi stasera, il cividalese, le valli del Natisone, ma tutti noi dobbiamo essere sereni e contenti. Quindi chiedo un ulteriore sforzo al sindaco, al collega Sincerotto e al collega di San Giovanni, proprio per dare forza a questo impegno che si è presa la Presidente e l'assessore di portare avanti il mantenimento e il potenzionamento, di votare all'unanimità questo documento così come è stato proposto. Chiede la parola al sindaco di Premariaco, prego. Brevissimo, buonasera a tutti, al Presidente, all'assessore, ai sindaci e ai consiglieri regionali. Qualcuno ha detto sono ignorante e non sono un tecnico, lo confermo anch'io. Sono sindaco e il mio compito di sindaco, oltre che amministrare il comune, è quello di portare qui la voce dei cittadini. Credo che stasera la voce dei cittadini si è sentita, credo si sia sentita la risposta anche della Regione, del Presidente e dell'assessore. Mi associo alla richiesta del Sindaco di Corno. Il Comune di Premariaco, in Consiglio Comunale, ha approvato all'unanimità questo testo, anzi ha approvato quello precedente perché questo è arrivato successivamente al Consiglio Comunale, ma l'abbiamo approvato non per approvare le singole parole, i singoli articoli, ma per approvare quel senso di richiesta di aiuto e di supporto alla Regione. Quindi qui stasera preannuncio il voto favorevole a questa mozione, non ai singoli articoli, ma al principio ispiratore che c'è sotto, che è nato prima del 28 luglio, Stefano, perché noi ne abbiamo parlato ancora a giugno di questo incontro, quando ancora non era certa la presenza del Presidente e dell'assessore, per cui credo che il nostro dovere qui stasera sia di essere uniti, perché soltanto uniti si può andare avanti fino in fondo. Dividerci fra una parola o l'altra, quando il senso è stato chiaro nelle parole del sindaco di Drenchia, della richiesta, e quando è stato chiaro anche il senso della risposta, sia dell'assessore che del Presidente, i quali non solo, ma sono andati oltre anche le richieste. Poi dobbiamo misurarli. Il Presidente ha detto siamo qui per essere misurati, e noi siamo qui a nome dei nostri cittadini a verificare, ma non perché non ci fidiamo, perché è giusto, è un corretto rapporto fra istituzioni e cittadini.
c'è chi fa le leggi, chi promette di fare certi risultati e poi i risultati vanno misurati. È una normalissima dialettica democratica, la politica non c'entra, credo. Per cui voto positivo per quanto riguarda Premariaco. Bene. Passo la parola anche al sindaco di Remanzacco. Grazie. Buonasera Presidente, buonasera Assessore, buonasera a tutti ai miei colleghi sindaci. Come diceva prima il sindaco di Premariaco, noi ci siamo così ancora incontrati verso la fine di giugno, avevamo parlato appunto del problema, di questa riforma. Ci avevi chiesto, Stefano, di condividere con te un ordine del giorno per raccogliere un ordine del giorno che raccoglieva quelli che erano i dubbi, le incertezze, le perplessità di un territorio. Io ti ho detto che come comune di Remanzacco, appartenente a quello che è l'ambito socioassistenziale del Cividalese, siamo 17 sindaci che sono i sindaci delle valli, sono i sindaci della pianura, con delle differenti caratteristiche, differenti difficoltà. Io ti ho detto, come gruppo, come appartenenza di un territorio, noi avremmo dato il sostegno a questi dubbi, a queste paure dei colleghi delle valli. Come comune non siamo contrari a quella che è la riforma va fatta, tutte le riforme fanno paura, no? Perché c'è un cambiamento. Però penso che stasera abbiamo avuto delle certezze, la nostra Presidente ci ha presentato questa scheda di tutti questi servizi che rimarranno sul Cividale. Ecco, per cui questo confronto diretto con la Presidente, ringrazio anche Butto che a suo tempo aveva organizzato l'incontro con l'assessore Tedesca che già ci aveva messo rincuorato, però abbiamo bisogno di certezze, Presidente, abbiamo bisogno di vedere scritte in maniera forte, come dicevamo prima, questi servizi che rimarranno in quel di Cividale. E la riforma, come dicevo prima, deve essere fatta e portata a termine con attenzione, riflettendo, con accortezza e lungimiranza, perché noi andiamo veramente a riorganizzare quello che è il servizio più importante per i nostri cittadini. La presenza stessa della Presidente e dell'assessore stasera con noi certifica che non è una riforma che ci viene calata dall'alto, ma c'è ancora questa disponibilità al confronto, al sentire quelle che sono le nostre richieste, quelle che sono le richieste di un territorio, il territorio del Cividalese, il territorio delle sue valli. Per cui noi, come Comune di Remanzacco, sosteniamo l'ordine del giorno in tutti i suoi punti. Prego, Pietro Natisone. Buonasera, un saluto al Presidente, un saluto all'assessore e ringrazio anche dell'invito fatto da Ballock. Ecco, io vorrei precisare, io ho sottoscritto il documento letto dal Sindaco di Drenchia, però vorrei soffermarmi un attimino perché qua si è parlato di potenziare i servizi e non ridurre assolutamente, no? Però chiaramente per potenziare i servizi servono gli investimenti. Gli investimenti che erano a disposizione per l'ospedale di Cividale, che sono stati dati nel 2008-2009, hanno cambiato destinazione. Ma stasera e anche all'incontro di Butero da parte dell'assessore è emerso che questi finanziamenti servono per acquistare l'attrezzatura, per impianti tecnologici, per la ristrutturazione, ma se andiamo a verificare la delibera della Giunta, parla del quarto lotto del nuovo ospedale. Ecco, tutto lì. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, anche considerato che la Presidente aveva dato la sua disponibilità fino alle ore 20 ed è in partenza, fermo restando le considerazioni che evidentemente sono state fatte e il fatto che appunto stasera è stata comunicata da parte della Presidente una scheda che riassume i servizi e le prestazioni che comunque vengono confermate o verranno implementate o rimarranno o modificate nell'ambito della nostra struttura e che non erano evidentemente a disposizione delle nostre amministrazioni, e preso atto anche della disponibilità che evidentemente è stata avanzata,
La segnalazione e l'indicazione che evidentemente do è rispetto all'ordine del giorno di confermare la validità che evidentemente ha avuto nell'ambito delle discussioni e delle modifiche che sono state apportate, perché questo è bene dirlo, questo ordine del giorno è frutto del lavoro e della condivisione di tutti i comuni che sono qui presenti e sono state in particolare apportate numerose modifiche che rispetto appunto agli ordini del giorno che generalmente eravamo abituati a votare nell'ambito delle assemblee distrettuali, che molte volte ponevano appunto l'attenzione in particolare a quelli che erano i servizi che venivano richiesti e vengono richiesti dalle valli del Natisone, ha preso spunto e indicazione anche di quegli elementi che ci sono stati comunicati da parte dei sindaci del Triangolo della Sedia, e quindi per questo evidentemente non colgo appieno la volontà appunto di astensione, che rispetto evidentemente, ma che poteva, credo, nell'ambito appunto della discussione franca dei documenti che sono stati trasmessi, essere anche valutata in maniera, come dire, più approfondita rispetto ai rapporti che evidentemente ci sono. Ma detto questo, io pongo in votazione il documento. Per economia di tempo allora, rispetto alla votazione di questo ordine del giorno, sì, la votazione doveva essere, come dire, riservata ai consiglieri comunali, ecco, ai consiglieri comunali e all'assemblea dei sindaci. È evidente che chiedere la condivisione di questo documento anche da parte dei consiglieri regionali e del Presidente e dell'assessore sarebbe un... Ecco. Ma il Sindaco di Corno chiedeva, a dire il vero, chiedeva l'unanimità dei sindaci, dell'assemblea dei sindaci e dei consiglieri comunali, ma queste insomma sono valutazioni che attengono ai colleghi. Detto questo, dico, per economia di tempo, non darò lettura di tutto l'ordine del giorno, a meno che appunto non vi sia espressa richiesta in questo senso, dando appunto questo documento come letto, conosciuto e condiviso da parte di tutti. E per questo insomma chiedo l'espressione del voto prima di dare appunto di chiudere i lavori di questa assemblea dei consigli comunali. E dunque possiamo procedere alla votazione. Chiedo appunto l'espressione del voto favorevole. Bene. Contrari e astenuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 più il sindaco di Butrio 15. A seguito appunto di queste votazioni il documento è approvato. Grazie. Anche noi Presidente ed Assessore, come ha detto durante il Consiglio dell'Autonomia Locale, ci siamo avvicinati ma non siamo riusciti a fare l'unplane, ma insomma ci siamo andati vicini anche con questo documento. Detto questo, io desidero ringraziare per la disponibilità e per la così numerosa partecipazione tutti i consiglieri comunali, gli ospiti e i sindaci che hanno partecipato a questa assemblea, che verrà evidentemente aggiornata nel corso del tempo rispetto appunto alle indicazioni che sono state date. Ringrazio voi, ringrazio il pubblico che è rimasto collegato con noi nelle altre sale. Buonasera.